questo mercoledì 11 settembre con degli ospiti veramente graditi. Sono giovani, questa mattina parto con dei giovani che vogliono anche dire come la vedono, cosa sentono, cosa vorrebbero cambiare o che fosse cambiato da qualcuno che sono gli addetti ai lavori. Qualcosa che soprattutto interessa a tutti noi, che è l'aiuto alla famiglia, alle fragilità, al lavoro. Questi sono i temi importanti, l'ambiente, perché forse qualcuno non ha ancora capito che sono quelle persone come queste che abbiamo ospiti questa mattina, che hanno la sensibilità e anche la voglia di dire cosa fanno, cosa pensano e che mondo vorrebbero, perché noi parliamo del nostro pianeta, ma siamo nel mondo poi alla fine. Allora ne parleremo con due ospiti graditi, come vi ho detto: Silvia Canello, dottoressa in tecnologie e industrie per il legno, grazie, che racconterà queste storie, e Leonardo Canello, dottore in tecnologie forestali, praticamente è il fratello di Silvia. Allora io partirei proprio da Silvia. Io ho aperto dicendo e parlando di questi temi importanti, soprattutto l'ambiente, che non si sa bene dove qualcuno voglia andare a parare, eppure le grida di aiuto anche da tecnici e di addetti ai lavori molto esperti ci sono, però sembra che qualcuno non voglia ascoltare. Io dico sempre una cosa, Silvia, e lo dico anche a Leonardo, che a mio avviso purtroppo sotto o il rovescio della medaglia c'è sempre un business. Il business che ha superato i valori, che ha superato l'etica, che ha superato il rispetto delle persone, l'ascolto. Allora Silvia, spieghiamo intanto chi è Silvia Canello, a parte quello che ho spiegato. Buongiorno, io sono appunto Silvia, sono la sorella di Leonardo, arrivo da Valdobbiadene. La nostra famiglia è sempre stata una grande lavoratrice della terra, del bosco e della vigna, essendo di Valdobbiadene. E nell'ultimo periodo io e mio fratello abbiamo lavorato per concretizzare di più un sogno che avevamo, cioè quello di realizzare un'azienda che potesse partire dalla vigna e arrivare fino alla trasformazione al vino, e la stessa cosa per quanto riguarda il bosco e quindi il legno. Allora sentiamo anche Leonardo, presentati Leonardo. Buongiorno, sono Leonardo, fratello di Silvia, quindi i trascorsi familiari sono pressoché gli stessi. Per quanto riguarda gli studi invece mi sono spinto verso l'agricoltura, quindi ho fatto l'agraria a Feltre, i 5 anni, poi sono andato a Padova, ho fatto altri 3 di tecnologie forestali e ambientali, e poi ho applicato questi studi all'attività che avevamo in casa. Quindi abbiamo continuato con l'attività del papà, quindi la lavorazione del legno, e in più abbiamo ripreso per mano l'agricoltura, quindi il vigneto non più inteso come rispetto verso la terra, quindi andare a coltivare con un po' con criterio, insomma, queste nostre colline che sono un paesaggio molto fragile, si è visto anche con le piogge che fa, insomma bisogna stare un po' attenti anche a quello che vuol dire andare a interfacciarsi con l'agricoltura, insomma, ecco. Allora saluto anche Andrea Aragona che si è collegato con noi da Padova, assessore all'urbanistica, mobilità, viabilità, ambiente, ciclabilità di Padova. Grazie assessore, anche lei giovane. Ecco, con questi ragazzi che stanno spiegando l'importanza di ascoltare anche questi giovani, di cercare anche di supportarli, perché loro hanno anche bisogno di supporto, loro si rimboccano le maniche, però hanno bisogno di supporto perché c'è una burocrazia folle, aprire un'attività è molto faticoso, molto oneroso. Com'è la situazione, assessore? Ecco, come la vede lei per questi giovani il futuro? Ecco, cosa cercate di fare per dare delle risposte concrete a queste domande che vengono poste soprattutto sull'ambiente? Loro ci tengono molto all'ambiente, l'abbiamo sentiti, dove ci sono laureati e cosa fanno. Prego assessore Ragona. Sì, buongiorno, salve. Beh, do una risposta un po' generica perché ovviamente se no dovrei discutere semplicemente della delega sulla città di Padova, quindi la dico un po' in generale su come la penso. Beh, hanno ragione. Noi purtroppo arriviamo da un periodo in cui c'è stato un certo tipo di economia orientato in un certo tipo di modo, e dobbiamo capire che questa cosa va cambiata. Ora nel nostro piccolo noi in città stiamo provando a farlo. È ovvio che servono delle misure, dei cambiamenti che vanno oltre, partono quantomeno da Venezia, quindi dalla regione, per poi arrivare anche alle politiche dello Stato, insomma.
Dicevamo gli aspetti, ad esempio, della difesa dell'ambiente. Noi stiamo vedendo oggi una manovra, la vecchia legge finanziaria, in cui si sta cercando di eliminare tutti gli ecobonus, quindi per la ristrutturazione delle case, per rendere più efficienti le nostre case. Oggi le case, in termini di emissione di gas climalteranti, sono fra le principali emettitrici, insieme alla questione della mobilità, e quindi se pensiamo che per andare magari a eliminare un po' per fare dei redditi medio-alti, quindi redditi di 40-50 mila euro lordi, quindi sicuramente delle persone con un certo tipo di reddito, non redditi bassi, si vuole andare a eliminare la possibilità a chi magari non ha le opportunità di andare a comprare una casa nuova e quindi vuole ristrutturarla in maniera di efficienza energetica, quindi cappotto, pompe di calore, pannelli fotovoltaici e cose di questo tipo, si va a disincentivare questa cosa. Ecco, io questo lo ritengo molto, molto problematico, anche perché poi quando una persona riesce a ristrutturare la casa in termini di salvaguardie ambientali, poi gli si abbassano anche le bollette, quindi ne guadagna l'ambiente e ne guadagnano anche le persone. Però non c'è alcuna politica di sviluppo su questo, anzi si sta tornando indietro. Senta, Assessore Ragona, io sono un po' preoccupata per quelle famiglie che hanno deciso di fare questo cappotto, con impegni anche molto onerosi a volte, però sembra che qualcosa non funzioni, nel senso che sta uscendo la muffa, non dappertutto, per carità, ma in certi posti e in certi casi si vedono, appena finito questa ristrutturazione importante, che esce la muffa. Non è che sia stati un po' troppo superficiali nel dare alle aziende che andavano alla Camera Commercio e in 2 ore avevano la partita IVA per aprire l'attività? Abbiamo sentito anche le truffe che sono nate, che ci vorrebbero un po' più di controlli seri. Il materiale che hanno usato, siamo sicuri che tutti hanno usato del buon materiale, che hanno messo il meglio che c'è? Perché io capisco tutto, ma io mi metto nei panni di queste famiglie. Chi è che ripaga poi? Allora cause, allora avvocati. Ma si può andare avanti su un'Italia che non controlla mai niente le cose che devono controllare? Ripeto, non dappertutto, ma io ho ricevuto i messaggi e le telefonate, allora oltre alla truffa, alla beffa. Sentiamo cosa dice anche Silvia Canello. Ecco, queste persone che dovrebbero veramente avere la sicurezza del lavoro che viene fatto. Allora, l'utente sicuramente quando si approccia a una ristrutturazione vorrebbe che tutto vada a buon fine. Purtroppo può succedere che nei numeri qualche fallanza ci sia, è anche fisiologica purtroppo. La nostra esperienza recente, che abbiamo avuto anche noi una ristrutturazione per dare una sede alla nostra azienda, al nostro sogno, abbiamo fatto tantissima difficoltà a trovare maestranze di livello, non solo in quantità, cioè non solo la disponibilità, ma anche la professionalità. A volte era anche una professionalità dichiarata, ma ci si rendeva anche conto non subito, ma subito nell'immediatezza, insomma, che non c'era quanto promesso. Ecco. Perciò supporta quello che ho detto. Silvia, sentiamo anche Leonardo. Leonardo, cosa vuoi dire? Sì, poi c'è anche da dire questa questione degli ecobonus può generare anche dei problemi. Va bene aiutare a risistemare le case, però quando c'è troppa domanda di manodopera si va a scadere nella qualità, quindi andare a spingere anche queste ristrutturazioni in tempi molto ristretti crea anche questi problemi, secondo me, quindi un eccesso di domanda che va a ridurre la qualità dell'opera finita, secondo me, perché se vai a cercare un muratore non lo trovi, un elettricista non lo trovi, e quando c'è troppa domanda ci sono anche questi problemi, secondo me. Allora, come vede, Assessore Ragona, parliamo in generale, perché è giusto parlare in generale. Ecco, lei come commenta queste parole che abbiamo sentito, che ha sentito anche le mie, perché le stanno ascoltando a casa? Noi abbiamo un pubblico molto vasto, ci vedono un po' dappertutto e sono delle volte anche persone in difficoltà, diversamente anziani, oppure persone, famiglie che hanno cercato veramente di mettersi
messi in linea con quello che veniva detto, però poi di fatto si ritrovano con questi problemi. E chi è che si occupa di queste famiglie? Parlo sempre in generale, cioè la politica poi dice comincia adesso a fotografare, cioè non finisce più, vediamo i casi eclatanti ancora anche al sud Italia, stanno ancora aspettando, poveretti, ancora mi ricordo fu Berlusconi che diceva in un anno facciamo tutto, 2 anni e mettiamo a posto tutto, e questi sono ancora nelle baracche, perché questa è la verità. Allora la politica dovrebbe intervenire, dare la sicurezza al cittadino nel momento che emana qualche emendamento, che fa qualche proposta importante proprio per la sicurezza, perché sono investimenti che fanno le famiglie anche con forte difficoltà. Cosa dice lei, Assessore? No, ho sentito le parole, mi trovo d'accordo, però non sono convinto che il problema sia che c'è un eccesso di domanda e quindi manca la manodopera. Noi oggi stiamo vivendo una situazione del paese in cui manca la manodopera in tutto, ma non perché c'è un eccesso di domanda, perché siamo di fronte a un invecchiamento della popolazione e per cui abbiamo, tra l'altro, in una fase in cui gli investimenti pubblici grazie al PNRR sono tanti, quindi c'è parecchio lavoro, abbiamo una situazione in cui siamo stati fermi un paio d'anni col Covid, quando sono ripresi i lavori molte persone sono andate in pensione, quindi anziché fare qualcosa di graduale abbiamo avuto uno scalino, è stato aumentato dal fatto che con quota 100 molte persone sono andate in pensione, anche giustamente, ecco, non voglio dire questo, e quindi ci siamo trovati, non perché c'è tanta richiesta di ristrutturazione, tra l'altro Padova città, ma tantissime città oggi hanno un problema di casa, quindi se non vogliamo andare a costruire su suolo agricolo dobbiamo evidentemente andare a recuperare quello che c'è di inutilizzato. E il problema del lavoro è che iniziamo a vedere questo gap generazionale in cui ci sono molti meno giovani rispetto al passato e molti più anziani pensionati. Di questo la politica, io credo, dovrebbe farlo in maniera netta, ragionare in maniera molto laica e quindi renderci conto che oggi con delle regole, facendolo bene, la questione di avere manodopera anche dall'estero diventa fondamentale, perché ci mancano operai, camerieri, infermieri, insegnanti, in qualsiasi tipo di settore mancano persone. Dobbiamo fare delle politiche che possano aumentare la natalità, assolutamente, però i cui effetti vedremo fra 20 anni. Quindi oggi dobbiamo lavorare su altro. Il tema dell'immigrazione è fondamentale, anche perché più va avanti il tempo, più ci troveremo con meno persone che sono a lavoro e più persone in pensione, e quindi l'unica soluzione sarà quella di andare a posticipare sempre di più l'età pensionabile. Leggevo ieri che si può pensare di portare gli impiegati pubblici a 70 anni, ecco, io non penso che sia giusto che una persona debba andare in pensione a 70 anni, però se non si affronta in maniera laica e quindi non andando a sparare contro come gli immigrati, come fanno molti, perché noi oggi qui abbiamo un sacco di investimenti pubblici, di lavori, e la maggior parte delle persone che lavorano sono persone immigrate, e senza di loro non avremo questi lavori di miglioramento della città. Senta, Assessore, ma non le sembra che forse bisogna fare anche una riflessione su quello che abbiamo in casa? Nel senso, noi abbiamo i carceri minorili, e non solo minorili, che sono strapieni, anzi, triplo di quello che dovrebbero avere di persone. Non le sembra che forse sarebbe utile capire che queste persone, invece di lasciarle, magari anche a fare qualche lavoro all'interno del carcere, visto che è anche un costo per la comunità, dovrebbero essere impiegati per il bene della comunità? E parlo anche nel mondo del volontariato, ad esempio. La messa in prova c'è, ma 1 ora, 2 ore, 3 ore, cioè non è che forse mettiamo in carcere quelli che potrebbero fare un percorso educativo e capire e dare anche una possibilità di recupero, perché chiunque può sbagliare,
E invece chiudiamo gli occhi e pensiamo sempre di passare il cerino a qualcun altro e continuare a dire non abbiamo giovani, non abbiamo persone che lavorano. Oppure pensare a quei poveri ragazzi che sono rinchiusi perché non hanno ancora il permesso di soggiorno, con energia, con dei corpi che purtroppo, visto la vita che fanno nei loro paesi, per forza sono così atletici. Ecco, li chiudiamo perché per la burocrazia e per le leggi italiane non sono a norma. Ma non è che non siano capaci a far niente, forse non sanno adoperare, lo dico tutte le mattine, assessore, chissà che qualcuno riesca a capire, magari non sapranno adoperare i nostri strumenti tecnologici perché non li hanno, però possono imparare, però loro quando prendono un po' di terra e l'annusano sanno che terra è, forse meglio di tanti di noi. Capisce? E i veri delinquenti magari sono fuori, tranquilli e beati, perché hanno super avvocati e perciò non c'è nessun problema. Non le sembra che anche la politica di sinistra dovrebbe prendere in mano la situazione? Perché è facile sempre passare il cerino, ma come ha detto lei abbiamo una denatalità incredibile, abbiamo la popolazione che invecchia, non abbiamo servizi alle persone, vediamo solo gran cemento, anche col PNRR era nato per il terzo settore, abbiamo visto che fine ha fatto il PNRR, dove stanno andando i soldi. Forse dobbiamo riflettere tutti quanti assieme che le esigenze della popolazione italiana sono altre. L'ha detto lei, hanno bisogno di case, ma non di appartamenti di lusso, e poi vietiamo alla nonnina di dar da bere i fiori o di fare il bagno perché consuma troppo acqua, poi facciamo gli attici che hanno 2 piscine, una sopra e una sotto. Non le sembra che è da rivedere invece il servizio alla persona, questa persona che chiama veramente tantissime volte, io ogni volta devo chiamare i sindaci perché non la conoscono, perché è sola in casa, perché è stata dimessa dall'ospedale, ha fatto anche operazioni importanti, e come dicono i chirurghi eccellenze che ho io, inutile che io faccia la grande operazione se poi va a casa e nessuno me la cura. Anche a Padova è successo questo, ho telefonato più volte anche a Padova, anche a Lorenzoni che conosce bene anche determinate storie. Non mi sembra che forse dovremmo orientarci più sulla qualità e l'aiuto alla persona, perché noi che sentiamo parlare di grandissime opere pubbliche ma poi troviamo l'anziano morto in casa o nessuno che si occupa di lui. Forse non dobbiamo rivedere un po' il tutto, perché questo è anche ambiente, questo qua è salute pubblica. Prego assessore, poi sentiamo anche gli ospiti. No, ha ragione. Brevemente sul tema delle carceri, io sono d'accordo che bisogna cercare di sfruttare quanto più quella popolazione per lavoro, però in realtà credo che, se non sbaglio, la popolazione carceraria sia di 70-80 mila persone o poco più in Italia, quindi considerando che anche in buona parte qualcuno già lavora, altri li mandiamo a lavorare, altri invece non potranno lavorare, non capiamo il problema si parla di numeri residuali rispetto a quelli che ci servono milioni di lavoratori, non qualche decina di migliaia. Poi la politica di sinistra, lei ha detto sì, d'accordo, ma attualmente che decide la politica carceraria non è la sinistra, è la destra, insomma, quindi credo che sia tutta la politica. Ma sono politiche che hanno anni e anni di abbandono totale, assessore, qua continuiamo a passare il cerino, prima c'è la sinistra, poi centro-sinistra, poi c'è la destra, destra, il problema è che i problemi rimangono, i carceri non sono stati veramente costruiti in maniera adeguata, non sono stati fatti, quelli che sono veramente incredibili, guardate cosa sta succedendo. Però vede assessore, lei ha detto una cosa che mi fa riflettere, ha detto non abbiamo i numeri, ma io sarei anche stanca di sentire questo, perché quando si parla di tagliare gli stipendi ai politici, ai parlamentari, ma sono numeri irrisori, non sono questi che salveranno l'Italia. Si parla di lavoro ma non sono questi i numeri. Iniziamo a impiegare quelli che abbiamo e vediamo cosa succede intanto su ogni città dove ci sono i carceri minorili o non minorili, vediamo di occuparli con le persone che vanno a lavorare e poi i conti li facciamo in ultima. Sentiamo i miei ospiti. Silvia. Ma i numeri sono i numeri, sì, ma i numeri sono i numeri, perché lei li dà ma noi non li vediamo. Prego Silvia. Personalmente non ho contezza sulle popolazioni carcerarie, so che immagino che debbano queste persone intraprendere un percorso di recupero, di reinserimento. Se in questo percorso ci sia anche il lavoro manuale, l'aiuto alla società, ben venga. Però magari ricollegandoci al discorso iniziale, quello che mancano le maestranze per sistemare le case,
per qualsiasi intervento domestico, perché non pensare alle persone, diciamo, più vicine alla realtà mia e di mio fratello? Noi ormai siamo grandi, però insomma abbiamo avuto anche noi 14-15 anni, noi tranquillamente andavamo ad aiutare il papà, ma non ci sentivamo sfruttati. Lì abbiamo imparato un mestiere. Ecco, questo, guardando sì, e provando si impara, non si sta solo davanti al computer, bisogna provare per imparare. E cosa dici, Leonardo? Manca un po', come si suol dire, la vita di bottega, quindi dell'apprendista, quando si parla di un mestiere, tipo, ci sono delle professioni, ad esempio, penso un po' tutte, ma comunque tipo il falegname, il muratore, sono mestieri che si imparano un po' alla volta. Anche l'agricoltura. Soprattutto l'agricoltura, esperienza, esperimenti, di conseguenza viene fuori la pratica, insomma, ecco. Osservare molto, osservare, provare, tentare, chiedere, informarsi, La scuola sperimentare. È utile, è fondamentale, però serve anche appunto questo avviamento, no? Perché imparando poi riesci anche a trovare un lavoro e soprattutto io vedo questi ragazzi che invece hanno voglia di imparare, vogliono essere protagonisti, magari sbagliando, ma vogliono provare a sbagliare. Io dico sempre, questi ragazzi non hanno neanche voglia di giocare. Tu intanto dammi il gioco, poi vediamo se ho voglia di giocare, però sei tu che devi darmi il gioco, e anche dei giochi dove io posso scegliere, e penso che lavori non ne mancano per imparare a lavorare nel nostro paese con la creatività e la genialità che abbiamo. Allora, visto che abbiamo parlato di creatività, andiamo a vedere questo video, proprio la storia di Leonardo e Silvia Canello, e poi la commentiamo con l'assessore Andrea Ragona. Siamo qui con Silvia e Leonardo a parlare della loro attività, che è molteplice, dalle api al legno e all'agricoltura, ecco, quindi questo sicuramente è molto importante. Poi la loro famiglia è una famiglia storica a livello dell'artigianato sul falegname, quindi sul legno. Questa è una bella storia di giovani da raccontare e che oggi stiamo raccontando. Sono Leonardo Canello e insieme a mia sorella Silvia lavoriamo in bottega artigiana Canello. L'attività attuale è l'unione di due attività, una paterna e una materna. La paterna che si occupa da sempre del legno, della sua lavorazione, e dalla parte della mamma invece si occupa della viticoltura e quindi conseguente vino. Io e mio fratello abbiamo introdotto l'apicoltura, che ci sembrava l'anello mancante tra le due realtà, tra le due tematiche. Le materie che utilizziamo, che troviamo in natura, vengono utilizzate soprattutto con l'interpretazione di ciò che la nostra famiglia ci ha insegnato, nell'utilizzarle, nel creare qualcosa di utile, di buono o di particolare. Da 4 generazioni la nostra famiglia si occupa della lavorazione del legno, e in particolare del legno locale. Partì mio bisnonno Amos con questa avventura di falegnameria, e poi è arrivata fino a noi, a me e a Leonardo, mio fratello, con una falegnameria che realizza ancora i mobili con le stesse tecniche del 1800, anche prima. Questa è la 4ª generazione, quindi vuol dire che è una famiglia che funziona e che dal bisnonno al nonno al papà sono riusciti a tramandare appunto ai propri figli, ai propri nipoti il loro fare di artigianato, la loro esperienza, la loro manualità, e questo è molto importante in una regione come la nostra, ma anche in un paese come il nostro, dove effettivamente questa viene meno ed è invece importante incentivare. Bottega artigiana Canello da poco ha aperto questa fattoria didattica dove al suo interno racchiude tutte queste nostre passioni, che hanno come filo conduttore la volontà di rispettare al massimo la nobiltà della materia che si va lavorando, sia essa vino, legno o miele. Noi siamo aperti a raccogliere famiglie o privati che intendono venire a trovarci. Troverete i nostri prodotti e la didattica relativa. Nella struttura che abbiamo appena ristrutturato per dare una sede alla nostra azienda, alla nostra attività, possiamo trovare al primo piano un piccolo negozio, un punto vendita dove si possono acquistare i nostri prodotti in legno, il miele e anche il vino.
abbiamo poi al secondo piano uno spazio dedicato ampiamente alla cultura del legno, una xiloteca di legni locali in cui si passa dal riconoscimento micro e macroscopico, e c'è poi una stanza dedicata al gioco per conoscere approfonditamente i temi scientifici legati al legno e alle api, e un ultimo spazio dedicato a un laboratorio storico dove è possibile creare un qualcosa da potersi portare a casa realizzato con i legni di Valdobbiadene. Nel laboratorio storico abbiamo voluto mettere alle pareti 2 grandi quadri, che sono 2 cornici che ha realizzato il mio nonno in omaggio ai suoi genitori, quindi i miei bisnonni, e sono totalmente intagliate chiaramente a mano, sono state realizzate circa in 3 mesi di lavoro ciascuna. Sono in noce nazionale e io ricordo fin da piccolina rimanevo incantata a vedere il mio nonno scolpire e poi a vedere queste cornici nel salone della nonna. Quello che noi vorremmo far capire e far trasmettere è che il legno, il materiale nobile così come sta, com'è, il materiale legno di per sé, cioè la sua struttura interna, la sua natura biologica del materiale, perché stiamo parlando del materiale biologico, non di sintesi, deve essere interpretato e ascoltato, deve essere lavorato con delle tecniche che si possono affiancare a questo materiale, non stravolgerlo o uniformarlo ad altri materiali. Ai giovani vorrei dire di non arrendersi alla scarsità dei mezzi che incontrano nell'inseguire i propri sogni, perché in questi momenti arrivano le idee, quelle giuste, quelle forti, quelle che riescono a dare forza al sogno che fa diventare realtà o progetto, insomma, da portare avanti, insomma. Difficoltà ce ne sono state sicuramente. La cosa che ci ha sorpreso di più durante le difficoltà è trovare l'appoggio inaspettato della comunità, di amici, del legame familiare che ci unisce, e questo è stato una delle cose più forti che abbiamo vissuto in questo progetto. Un'altra cosa bella e importante che sia Leonardo che Silvia fanno nella loro attività è quella di portare avanti i legni del territorio e quindi anche valorizzare i boschi e le piante, gli alberi che nascono in quest'area e che sono sempre appunto stati parte della storia boschiva di queste colline, della Pedemontana trevigiana. Gli si dà la vita in un'altra forma che è quella artistica, quella del falegname. Allora, ringrazio sempre Tommaso Razzolini per il supporto che cerca di dare anche a questi ragazzi nel farli conoscere. Ecco, questa è una cosa che apprezzo molto, perché se lui non fa le segnalazioni magari noi non saremmo mai riusciti a vedere Silvia e Leonardo. Invece grazie anche a questo lavoro di far capire che nel territorio abbiamo dei giovani veramente che ce la stanno mettendo tutta. Avete visto cosa hanno fatto? Magari poi l'assessore Ragona, se magari fa un giro a Valdobbiadene e andarli a trovare, assessore, cosa dice a questi ragazzi? Poi sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Cosa le sembra? Non dovrebbero essere supportati, conosciuti? Ha visto cosa sono riusciti a fare? No, sì, poi tra l'altro sono mondi affascinanti, anche quello delle api, quando poi uno legge un po' a riguardo scopre veramente un sacco di cose. Anche quello del legno è un settore che forse in Italia è sottovalutato. Parlo anche ad esempio della stessa edilizia in legno, che offre un sacco di possibilità. Qui ad esempio a Padova l'università ha appena realizzato l'edificio più alto in Italia di legno e sta finendo adesso, è veramente molto, molto bello ed ha anche grandi prestazioni, per cui bravi, perché sicuramente sono cose da valorizzare. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto oggi vorrei salutare tutti i bambini, i ragazzi che vanno a scuola come il primo giorno di scuola. Bravo. 700.000. Cari ragazzi, andate a scuola, accettetelo come un regalo dalla vita. Gli altri non abbiamo potuto andare a scuola perché erano poveri negli anni 50-49. Gli altri che potete andare a scuola, andate a scuola, sappiamo come un premio, perché quando una persona intelligente non sta mai in brio, hai capito? Dopo ti farà di più, fa quello che ti vuoi, però è a scuola, è importantissima. Vi faccio tanti cari auguri per il vostro proseguo della scuola. E dopo questi 2 ragazzi qua, che mi ha fatto conoscere,
questi qua, due ragazzi, due fiori, che ogni genitore vorrebbe avere due fiori così, due persone del genere. E non bisogna avere la macchinetta e farli produrli, perché due fiori così dove ti ritrovi? Questi sì ragazzi che sono nel Veneto, ci sono delle bande, perché ne c'è tanti fiori così, e bravi fiori, allora col viso dell'innocenza, guarda, due fiori che vogliono imparare, che vogliono dare qualcosa agli altri, questi sono bravi ragazzi. E dopo il legno, cosa che serve il legno? Venezia sorge solo al legno, l'importanza del legno, se non vedere il legno, Venezia non sarebbe, perché vive è la foresta fossile più grande d'Europa, c'è Venezia, perché sotto così tutto alberi. Grazie Rinaldo, devo correre perché l'assessore poi deve anche lasciarci. Grazie caro Rinaldo, penso che facciano piacere le parole di Rinaldo, ecco, a questi giovani che ce la stanno mettendo tutta. Però adesso io vorrei andare a vedere un'altra cosa. Allora passiamo dal legno al tram. Venezia è sorta sul legno, invece i tram sorgono su Venezia, l'abbiamo visto, no? Andiamo a vedere anche a Padova questo servizio Fondi Tram Ragona. Andiamo a sentire. Confermata la notizia dell'inserimento della seconda linea del tram stazione Volta Barozzo all'interno dei finanziamenti del PNRR dalla conferenza Stato-Regioni di mercoledì, però arriva un altro regalo di Natale per il SIR 3 padovano. Ci sono stati riconosciuti ulteriori 8 milioni che serviranno per adeguamento dei mezzi esistenti da 3 a 4 casse, quindi allungare il mezzo da 25 a 32 metri e portandolo da 210 passeggeri circa a oltre 270. Questo per la linea SIR 3 che negli ultimi mesi avevamo già modificato realizzando nel progetto la possibilità di avere delle banchine, delle fermate adeguate per il mezzo a 4 casse. In totale dunque la conferenza Stato-Regione ha disposto un finanziamento di quasi 15 milioni di euro per Padova. Di questi 6 milioni e mezzo sono quelli richiesti con una delibera di giunta per far fronte ai maggiori costi di progettazione derivanti dall'inserimento dell'opera negli obblighi di PNRR. I restanti 8 milioni sono stati assegnati per l'adeguamento dei mezzi esistenti da 3 a 4 casse. Sa, Assessore Ragona, che ho ricevuto più di qualche telefonata che non sono d'accordo sul tram, sui soldi che sono stati spesi sul tram, sugli alberi che sono stati tagliati. E cosa vuole dire a queste persone che hanno chiamato Sveglia Veneti dicendo che le priorità sono altre, sono le case, i servizi agli anziani, la sanità? Prego, Ragona. Ma guardi, se vogliamo possiamo parlare di altro. Io mi occupo di mobilità, ci sono dei fondi del governo dedicati alla viabilità, alla mobilità, ai trasporti rapidi di massa, che sono mezzi come i tram, e che se non prendevamo non andavano in altri settori per la casa, per gli anziani, per il sociale, se li prendevano altre città. E credo che le critiche sarebbero state forse qualche telefonata in meno, ma poi sarebbero venute fuori di più, perché saremmo stati accusati non di fare dei cantieri, di creare dei disagi, ma di aver avuto un'opportunità che è quella di rigenerare la nostra città, perché insieme al tram noi sì, effettivamente sono tagliati alcuni alberi, meno possibile, ma abbiamo una serie di piantumazioni di arbusti, di alberi ben superiore a quella che viene tagliata, vengono rifatti gli asfalti, vengono rifatte le ciclabili, vengono rifatti, non lo sappiamo, non lo vediamo, ma i sottoservizi che sono quei tubi che ci portano a casa l'acqua, il gas, la fornitura, e che sono tubi per lo più vecchi, vetusti, spesso con perdite, che si rompono, che hanno perdite di gas, che perdono l'acqua distrugge l'asfalto, crea buche. Ecco, io mi preoccupo molto meno delle critiche che ricevo perché sto facendo qualcosa, perché credo di farlo nel giusto, e vivrei molto male invece delle critiche poi dopo, quando ci si sarebbe resi conto che nel frattempo le altre città avevano utilizzato gli investimenti, si erano rinnovate e noi eravamo stati fermi.
Vede, ha fatto bene Assessore Ragona a spiegare, perché il problema che hanno è che forse non conoscono il problema e giustamente se non vengono coinvolti con l'informazione, che è sempre scarsa, glielo posso assicurare, e dovrebbe essere su opere così anche impattanti, così importanti, essere un'adeguata informazione su quello che succede, perché viene fatto, ma anche perché lei non sarà la sanità ma l'ambiente. L'ambiente vuol dire salute pubblica, se non sbaglio, e perciò la domanda era posta proprio in questo, cioè è la salute pubblica che è al primo posto nell'agenda, soprattutto a mio parere, che dovrebbero avere e dovrebbero essere sia i sindaci che gli assessori. Abbiamo Anna da San Donà, poi sentiamo Silvia e Leonardo. Vai Anna. Sì, buongiorno signora Milella. Noi abbiamo parlato ieri con lei, ti ricorda? Sì, mi ricordo, sì. Sì, e io domani mattina dovrei essere in tribunale. Sì, ho capito Anna, ma non è come ti ho spiegato che io ho la bacchetta magica e in poche ore posso risolvere i tuoi problemi, Anna. Io sto cercando di capire, ma tu sai che io non sono neppure una tua familiare e c'è la privacy e certe notizie non posso averle. Io sto cercando di capire, ma tu capisci bene che da sera alla mattina non si risolve niente. Anna, vedremo. Grazie Anna di San Donà. Allora Silvia, cosa vuoi dire Leonardo anche in merito a quello che abbiamo sentito, a quello che ha detto l'assessore Ragona? Prego Silvia. Dunque, l'argomento che magari più tocca la nostra realtà è la cura degli alberi, no? Rispetto a quello che ha detto l'assessore. Io posso dire che alberi monumentali a parte, che sono sacrosanti, gli alberi che vengono tagliati per queste opere è bene che vengano utilizzati per degli oggetti in legno, per realizzare qualcosa di legno di duraturo, quindi diamo una seconda vita al legno. Per quanto riguarda le piantumazioni, lì ho qualche perplessità, rapportandoci un po' al livello di selvicoltura che abbiamo nella nostra società, nel nostro paese. Insomma, ecco, quella che mi preoccupa di più è la piantumazione e non la successiva cura che è necessaria, insomma, perché la piantumazione non è più un ambiente naturale ma è un artificiale. Assessore, vuole commentare, che la sento? No, ma è vero che viviamo, che vengono piantumati in un ambiente artificiale, però le nostre città hanno bisogno di alberi e quindi è giusto che ci sia un ciclo di vita, perché dobbiamo rendere conto, spesso non riusciamo ad accettarlo, ma anche gli alberi hanno un ciclo di vita. Soprattutto un certo tipo di alberi come i pioppi, che sono stati piantati in maniera preponderante in passato e che poi adesso stanno diventando gran parte problematici, perché spesso sono malati, sono a ciclo di vita, quando arrivano situazioni meteorologiche impattanti, come ormai siamo sempre più abituati, rischiano di cadere, anzi non rischiano, cadono e quindi è giusto anche che gli alberi abbiano un ciclo di vita. Spesso purtroppo come dire, uno è abituato a vedere un certo tipo di paesaggio e deve cambiare, però è anche giusto così. Allora andiamo a vedere, perché poi l'assessore ci deve lasciare, Ragona, bus notturno. Sentiamo come va col bus notturno e poi andiamo in pubblicità. Andiamo a vedere il servizio. Torna il servizio di autobus notturno a chiamata, che era stato attivato prima del Covid ma che proprio a causa della pandemia era caduto in disuso. Ora si chiama Quibus. Da lunedì 20 novembre il servizio sarà disponibile tramite l'app Quibus Veneto. Tramite un'app sarà possibile chiamare il servizio bus, che quest'app darà delle possibilità di fermata, e si va alla fermata, l'autobus arriva e porterà a destinazione. Si effettua su prenotazione, il costo è di 50 centesimi, è un costo ovviamente promozionale in quanto il restante biglietto è pagato dal comune, che torna a investire sul trasporto pubblico che è fondamentale per una città come Padova, anche quello notturno. Insieme a Bus Italia Veneto è stata avviata la campagna di promozione per rilanciare un servizio che vuole agevolare il trasporto notturno, garantendo una sorta di taxi condiviso ai padovani, ai turisti e soprattutto ai tanti studenti che animano la vita notturna in città. La tariffa promozionale di 50 centesimi a corsa sarà attiva dal 20 novembre, sarà valida fino ad esaurimento fondi e in ogni caso entro il giugno del 2025. Allora Leonardo, come commenti? Ma come iniziativa è interessante, poi bisogna sempre vedere un po' la longevità di queste iniziative
sicuramente potrebbe essere utile, insomma con 50 centesimi avere una corsa dedicata penso sia introvabile, speriamo funzioni. Silvia? Ma la trovo positiva, concordo con mio fratello su tutto quello che dice e sulla durata, sì, bisogna fare un test di prova. A lungo termine, non Sì. a breve e medio termine Sì. magari, Sì. perché magari cambia la politica e ricambia tutto. Allora Assessore, intanto a mio parere veramente devo fare i complimenti perché è una cosa buonissima, anch'io la vedo molto buona, anche il prezzo che avete messo molto molto adeguato anche alle necessità che ci sono nelle tasche di noi veneti, perché questo ex nord-est non c'è più. Ecco, cosa vuole dire, come ci saluta Assessore? No, è un servizio che abbiamo da prima del Covid, quindi funziona e ovviamente è un investimento perché il biglietto di 50 centesimi, come potete immaginare, non ripaga il servizio del lavoratore notturno e dei mezzi. Però ci crediamo, è un tipo di mobilità notturna che abbiamo incentivato e su cui ci piacerebbe anche tornare un attimo a reinvestire. Abbiamo avuto degli anni nel trasporto pubblico molto complicati dopo il Covid, ne stiamo piano piano uscendo. Uno dei problemi era ad esempio anche qui la mancanza di personale, la situazione si sta risistemando e quindi possiamo anche tornare a reinvestire. Ovviamente in questo periodo abbiamo dovuto garantire un certo tipo di corse che sono soprattutto quelle delle ore di punta della mattina, in una giornata poi come oggi in cui si torna a scuola capite la necessità di tutelare queste corse, però dai, forse vediamo la fine di un periodo duro e ci aspettiamo insomma delle novità positive per il futuro. Allora adesso vi porto a Trieste prima di salutare l'assessore e andiamo a vedere emergenza cinghiali. Qui abbiamo lupi, orsi, cinghiali, però c'è il rispetto che qualcuno dovrebbe avere per queste creature che purtroppo non è colpa loro se sono arrivate da noi, qualcuno le ha portate, poi se ne è lavato le mani come al solito, che i controlli non ci sono stati e noi ci troviamo in queste situazioni. Andiamo a vedere. Ancora avvistamenti di cinghiali in città, l'ultimo nel fine settimana nella zona di Cattinara, con i residenti spaventati e incerti sul da farsi di fronte a un atteggiamento che ai presenti è parso particolarmente violento da parte degli animali impegnati in una zuffa. Lucio Ulian, già comandante della stazione forestale a Duino e a Trieste, spiega qual è il comportamento da tenere in caso di incontro con gli ungulati. Stare lontani il più possibile al cinghiale. Il cinghiale è un animale molto forte, per cui può essere pericoloso per l'uomo. Non spaventarlo, non precludergli le vie di fuga, queste sono cose fondamentali. Se si hanno dei cani, tenerli al guinzaglio. Se si vengono attaccati, per il cane è il nemico naturale del cinghiale, e qualora si è aggrediti dal cinghiale sia un cane, mollare il cane. Sono ormai sempre più frequenti le segnalazioni vicino a strade e case a Trieste di questi animali selvatici che, spiega l'esperto, hanno un carattere opportunista. Come il topo, come il ratto, come il gabbiano, sono animali molto che si adattano a tutti gli ambienti, per cui riescono a vivere dove altre bestie non riescono, per cui c'è un aumento notevole, c'è una carenza di predatori naturali. Trieste ha un problema più che altre città, un po' come Genova, perché c'è una compenetrazione fra ambiente naturale e città che fa sì che il cinghiale entra in città naturalmente. C'è un altro aspetto: la parte superiore di Trieste è calcarea, sotto c'è il flysch, per cui dal flysch fuoriesce l'acqua e il cinghiale ha bisogno dell'acqua. A Trieste, vicino alle città, i cinghiali trovano il cibo. Tra i consigli per tenerli lontani c'è anche quello di avere recinzioni adeguate per orti e giardini e di curare la vegetazione delle aree più vicine alle abitazioni. C'è una prassi negativa sia per il cinghiale sia per le persone di dar cibo agli animali. Allora in India ci sono le mucche che passeggiano, che sono sacre. In Giappone, in Cina abbiamo le scimmie, noi abbiamo i cinghiali, abbiamo i lupi che attraversano le strade, le papere. Ecco, Assessore, come ci saluta? Cosa vuole dire? Bello sto servizio, eh? No, bello, però io differenzierei fra il lupo e il cinghiale. Il cinghiale è un animale che prolifera, non è, diciamo, in alcuni posti è stato importato per la caccia, mentre la presenza del lupo è una presenza
naturale che si autoregola, tra l'altro. Il lupo non aumenta dove non c'è il cibo e va dove c'è più cibo. Paradossalmente ci sono esperimenti già fatti nel mondo, in particolare uno nel parco di Yellowstone. Il lupo regolamenta la presenza di altri animali quando questi animali sono in eccesso. Yellowstone era successo con i cervi e paradossalmente, anche se alcuni lo vedono come un nemico, può aiutare anche a regolamentare la presenza del cinghiale, che è dannosissimo per l'agricoltura. Silvia, come vuoi salutare l'assessore Ragona? Cosa vuoi dire all'assessore Ragona? Beh, gli auguro di continuare con il suo impegno, le sue attività, nel meglio come sta facendo, quindi grazie per l'impegno che fa a Padova, ma che poi magari possa essere d'esempio anche per il resto del Veneto. Leonardo? Sì, mi sembra che sia impegnato a fondo sulla questione della mobilità, soprattutto dal punto di vista anche della sostenibilità, essendo che sia i tram sono elettrici, quindi anche un'attenzione alla qualità dell'aria, soprattutto d'inverno, che è quello che è, insomma, e buon lavoro, insomma, ecco. Sentiamo l'assessore come ci saluta. Prego, assessore Ragona. Ricambio con il buon lavoro, anzi ringrazio anche per il lavoro, e se poi passo dalle loro parti andrò a trovarli. Grazie, buon lavoro veramente, pubblicità. Vabbè. Allora, visto che abbiamo parlato di ambiente, di legno, parliamo di alberi, andiamo a vedere questo servizio Manera su alberi. Andiamo a sentiamo poi i miei ospiti, visto che sentiremo che non ci saranno più i pini marittimi. Il sindaco Conte aveva detto le querce, invece adesso le querce non ci sono i lecci. Allora andiamo a sentire. Le piante saranno sicuramente a pronto effetto. È chiaro che le piante non possono essere troppo grandi perché rischierebbero nel passaggio dal vaso alla piantumazione di morire. Lavoreremo in questi mesi anche di convincere la sovrintendenza sulla possibilità di mettere lecci, perché noi ci teniamo a mettere dei sempreverdi, e quindi cercheremo di spingere sul lato ambientale. Su via Cesare Battisti ora pende il caso di quali piante piantumare, piante, quelle scelte dalla sovrintendenza, che saranno reperite da tutta Italia. Si tratta di querce a foglia caduca che non convincono però il comune, orientato invece ad ospitare sempreverdi in grado di assorbire anidride carbonica e dunque aiutare a difendere la città dall'inquinamento tutto l'anno e non solo stagionalmente. I lecci erano tra le 3 specie che avevamo messo in possibilità, perché sono piante autoctone. Io ero favorevole ai lecci per la nota ragione che sono piante sempreverdi e andrebbero a sostituire delle altre piante sempreverdi. La sovrintendenza ha deciso qualcosa di diverso. Speriamo in questi mesi, ripeto, che il lato ambientale possa convincerli anche a cambiare idea. A breve il prossimo incontro con la sovrintendenza. I tempi sono stretti perché anche la piantumazione ha le sue regole. Nei 7 mesi verrà completato tutto. Bisogna capire di non andare oltre il periodo di piantumazione, perché se facesse troppo caldo a marzo dovremmo aspettare qualche mese in più. Noi speriamo di arrivarci, ripeto, stiamo lavorando sul reperimento delle piante perché è il dato più importante. Senza le piante non riusciamo a farlo, ma le vogliamo belle e di grandi dimensioni, una volta stabilita qual è la specie. 86 le piante da piantumare, erano 45 quelle abbattute. Indice, sottolinea l'assessore al verde Alessandro Manera, che ben 41 pini marittimi in questi anni erano già stati tolti perché ammalati. Manella. Allora, sentiamo come commenta il nostro Leonardo Canello, ma prima c'è la nostra Giusy. Vai Giusy! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi coraggiosi imprenditori. Allora, Mirella, mi faccio sempre il solito discorso di sti giovani che cercano lavoro e che vengono assunti per imparare a far praticantato. Come ho detto molte volte, dovrebbero dare il buono del reddito di cittadinanza agli imprenditori per 3-4 mesi finché il ragazzo prende mano, senza caricare l'imprenditore di spese di tasca propria. Insomma, questo volevo dire. I 3-4 mesi, imparando, devono avere il buono di cittadinanza, gli imprenditori, altrimenti tirano fuori i soldi loro di tasca propria. Vi ringrazio. Grazie Giusy, allora sentiamo Leonardo, allora rispondiamo a Giusy e poi anche Silvia Canello, ma volevo sentire anche l'impressione che ha avuto da quello che ha detto l'assessore all'ambiente di Treviso Alessandro Manera. Allora, per quanto riguarda la Giusy,
Sì, bisogna un po' ripensare anche il discorso del praticantato, quindi trovare una forma che permetta sia dalla parte degli imprenditori che dalla parte di quello che viene assunto in prova che il mestiere passi e venga insegnato, che non sia uno sfruttamento ma che sia anche veramente un passaggio di professionalità e non dei lavori di bassa manovalanza, insomma, ecco, questo secondo me è importante che venga fatto nel praticantato. Per quanto riguarda l'assessore, sono d'accordo con le linee guida con cui intende questo intervento, nel punto di vista di piantare piantine giovani, perché sono piante che devono ancora formarsi e quindi si adattano a dove verranno messe a dimora. E inoltre anche la scelta di scegliere delle piante locali è fondamentale, perché sono già abituate alle situazioni pedoclimatiche dove andranno messe a dimora, insomma, ecco. Perciò bisogna seguire la strada, quella più corretta, diciamo. A mio avviso sì, nel senso, a mio avviso le linee che aveva espresso l'assessore sono corrette, insomma, poi non so la soprintendenza come la pensi. Così. Ma se devo piantare quello, perché quello è quello, giustamente come spieghi Leonardo, che è quello più adatto a quel posizionamento, a quel posto, bisogna mettere quello giusto, no, perché anche qua bisognerebbe capire dove qualcuno vuole andare a parare. Allora sentiamo anche Silvia Cannello in merito proprio a questa imprenditrice, a questa voglia di creare anche, voi avete molto diversificato, siete stati bravissimi, c'è questa creatività, prego Silvia. Sì, la creatività deve Vediamo essere... anche le foto, dico alla regia per cortesia Italo Morao, se mettiamo anche le foto, prego. Sì, la creatività è la base e l'entusiasmo e creatività sono di pari passo e sono la base per creare un'attività imprenditoriale, se no non si crea. Creatività non solo manuale, non solo quella che ti permette di realizzare un qualcosa di fisico, ma creatività anche nel capire le normative, capire che cosa puoi fare, capire le tue doti e interpretarle al meglio, insomma. Questa cosa stiamo vedendo, Silvia? Sono le immagini che scorrono sono della nostra sede, della nostra nuova sede, in questo particolare l'imbottigliamento del 2023 che abbiamo fatto appunto l'ultimo imbottigliamento. La nostra piccola cantina è una cantina che ospita qualche ettolitro, non è molto grande. Questa invece è la parte del laboratorio storico, dove si può venire da noi per creare un qualcosa in legno, fare un'esperienza creativa, ecco, del legno. Il mio papà nel bosco è una cosa che facciamo spesso, ovviamente un po' perché ci fa stare bene e un po' anche perché giustamente il legno lo recuperiamo dalle... Ci fa stare bene, Silvia? Si entra in una dimensione ci si allinea con la natura, è una dimensione sua, proprio si sta proprio agio. Molto bella questa frase che hai detto, si sta bene. Quanto si può star bene, Leonardo, in natura se tutti facessero il bene, il rispetto della natura? Perché anche qua il rispetto cominciamo ad averne meno, molta plastica si trova dappertutto, anche su posti che è veramente impensabile. Ma la mia domanda, l'altra domanda che voglio farti, che devo correre perché il tempo sta volando, è come sta andando questa vendemmia, molta siccità, l'uva si stava nutrendo del proprio succo perché non pioveva più, adesso ha piovuto. Com'è la situazione, Leonardo? Sulle nostre colline abbiamo avuto una primavera piovosissima, veramente lo smetteva più di piovere, quindi è stata molto impegnativa come stagione dal punto di vista dei trattamenti, dei lavori in vigna, dell'erba, dello sfalcio dell'erba. Poi ha fatto un agosto che finalmente è venuto fuori un po' di sole, quindi noi abbiamo suoli molto argillosi, quindi l'acqua rimane abbastanza. Poi adesso, tanto per cambiare, ha ricominciato a piovere. Quindi diciamo dal punto di vista dell'acqua siamo fin troppo a posto. Speriamo bene per quanto riguarda la qualità, magari se ci fosse un po' di più escursione termica, ma l'uva arriva a maturazione, avrà ancora una settimana, 2 di attesa e poi scopriremo come è andata veramente questa vigna. A fine settembre praticamente la vendemmia? Ma intorno ai 20 di settembre, dal 20 in poi, dipende un po' dall'andamento. E cosa vi aspettate? Com'è l'uva? Sicuramente avremo un vino fresco, perché a differenza del 2022 invece è stata un'estate caldissima, anche il vino ne è risentito, nel senso aveva dei sentori un po' più maturi, invece quest'anno mi aspetto qualcosa di più fresco, fruttato. Comunque è una sorpresa, il bello del lavoro è anche scoprirlo, di venire, quindi man mano che il vino viene pronto si sente, si assaggia.
Grazie a Leonardo Cannello, a Silvia Cannello di essere stati con noi. Leonardo Cannello, dottore in tecnologie forestali, con la sorella Silvia Cannello, che è dottoressa in tecnologie e industrie per il legno. Grazie ragazzi, buon lavoro, in bocca al lupo e mi raccomando sempre dritta alla bara. Grazie, pubblicità. Presento subito altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Luigi Fagian, vicepresidente Ordine dei Medici di Treviso, e capirete il perché l'ho reinvitato, perché è un discorso molto importante che faremo questa mattina. Vediamo. Ecco, allora iniziamo proprio col dottor Fagian. Allora, dottor Fagian, intanto grazie di essere qui. Grazie a voi. E io avevo proprio piacere di rincontrarla perché ho avuto ospite il dottor Brunello Gorini, che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Famiglia, il quale alla mia domanda, ma perché le associazioni di volontariato non possono supportare il medico di famiglia nel momento che c'è questa necessità di aiutare il diversamente giovane, il diversamente fragile, nel momento che viene dimesso dall'ospedale o che è in una situazione precaria di fragilità perché non ha nessuno che lo possa accudire. Il medico di famiglia conosce queste realtà, il nome e il cognome di queste persone che veramente hanno bisogno di queste cure, però non ha un elenco di associazioni di volontariato specifico per capire che numero dare a questa persona se ha bisogno eventualmente di essere supportata, se no non andiamo da nessuna parte. Noi abbiamo tantissime associazioni di volontariato, tutti divisi, tutti che fanno tutto, poi troviamo l'anziano morto in casa perché non conosciamo il nome e il cognome, non arriviamo, oppure che chiama, come ha fatto prima Anna, Sveglia Veneti, non solo Anna, sempre, tutti i giorni, tantissimi, perché non sanno a chi rivolgersi. Allora il dottor Brunello Gorini mi aveva chiesto di parlare con lei per fare questa lettera che dovrebbe arrivare in regione, perché poi è là la stanza dei bottoni, per vedere se riusciamo a fare questa cosa. Servizi sociali molto carenti, e perciò cosa ne pensa dottor Fagian? Grazie per l'invito. Sì, sfonda una porta aperta con me, era quello che dicevo l'ultima volta che sono rimasto qua su sto tavolo. Io sono assolutamente d'accordo con lei, con l'amico Brunello, che saluto. Qual è il problema? Il problema è che il grosso turnover nella medicina che c'è in questo periodo, cioè il fatto che ci sia un'aumentata richiesta di salute e una diminuzione dei servizi per ovvi motivi di cui abbiamo già discusso, fa sì che a livello ospedaliero le persone vengano dimesse sempre più precocemente e spesso non esiste un sistema di assorbimento domiciliare che permetta quel passaggio tra la pura dimissione alla salute completa e autonomia della persona, una via di mezzo insomma. Quindi abbiamo un apparato giustamente di tipo assistenziale che funziona, perché poi il medico di famiglia che si ritrova la persona domiciliarizzata dall'ospedale non solo deve garantire la parte medico-assistenziale, ma deve garantire anche una parte del sociale che in questo momento non so se sia carente, ma non dialoga con la parte della struttura sanitaria. Per cui se noi riuscissimo a mettere in piedi anche a livello regionale, assolutamente faremo questa lettera, però secondo me il lavoro andrebbe fatto più a livello comunale, cioè i medici all'interno del comune dovrebbero ragionare con il proprio assessore al sociale e costituire questa sinergia tra servizi che permetta una presa in carico, come già adesso, dal punto di vista sanitario della persona, ma nel momento in cui serve anche dal punto di vista sociale. Attualmente noi abbiamo delle famiglie che si fanno carico delle persone anziane dimesse dagli ospedali, spesso sono famiglie che hanno 1 o 2 persone che lavorano e non hanno la possibilità di prendere dei permessi o del tempo per gestire la persona anziana. Quindi si apre il mondo delle badanti, che diventa un mondo anche questo molto difficile, perché anche di badanti
non ce ne sono più. E costano. E costano una marea di soldi. Allora Quindi sono saluto d'accordo. anche, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, vola con questa trasmissione, il dottor Giovanni Morana, direttore UOC, radiologia diagnostica, unità operativa complessa, ospedale Canfoncello di Treviso. Con lui c'è anche il dottor Gian Antonio Zanatta Santi, direttore terapia del dolore, ospedale Canfoncello di Treviso, che ringrazio veramente perché penso che siano queste le cose che vogliono sapere a casa, questa informazione, ma questi diversamente giovani, una volta dimessi. Ho avuto un grande chirurgo, ne ho avuto tanti, ma uno in particolare che ha detto: io posso fare la più grande e bella operazione, ma se poi lo dimetto e a casa non c'è nessuno che mi cura questa persona, cosa faccio? Il mio intervento può non andare bene. Allora sentiamo chi parte per primo, il dottor Morano o il dottor Zanatta Santi? Ma l'argomento, diciamo, dell'assistenza dopo il ricovero forse non è tanto di competenza nostra. Noi dovevamo parlare della cooperazione tra reparti. Dico solo che, per esempio, per quanto riguarda la radiologia, per esempio, noi abbiamo attivato la radiologia territoriale, quindi se c'è in questo momento sulle unità, diciamo, le RSA, ma stiamo valutando anche l'opportunità di portare a casa anche i tecnici se ne hanno bisogno. Ma credo che è un argomento che esula in questo momento da quello che... No, ma poi parleremo anche del suo, ma visto che avevamo trattato questo argomento con il dottor Fagian, volevo capire anche come persone, perché alla fine siete uomini, siete persone che parlate con questi pazienti, cosa ne pensa di questa idea, poi andremo proprio anche in quello che vi riguarda naturalmente, che è il vostro lavoro. Beh, allora io credo... Dottor Zanatta poi credo ha a che fare tra l'altro quotidianamente col dolore delle persone, quindi forse lui, diciamo, saprà anche dare, diciamo, un punto di vista diverso dal mio. Dal mio punto personale io ritengo che come radiologia noi dovremmo essere molto impegnati a gestire i pazienti ambulatoriali. Le spiego, ed è un lavoro su cui ci stiamo molto concentrando. Il paziente che arriva in radiologia, spesso la radiologia è la porta d'ingresso del paziente, del soggetto nel mondo della malattia, cioè fa da noi un esame per check-up e gli troviamo qualcosa. Quindi io sono un forte sostenitore del ruolo del radiologo come non solo specialista a disposizione degli altri specialisti, quello che gli americani chiamano il dottore dei dottori, ma per me il radiologo incomincia a diventare essere quello che guida il paziente quando gli trova qualcosa che può essere potenzialmente pericoloso. Quindi nell'ambito della radiologia già creare dei percorsi di approfondimento per raggiungere al più presto una diagnosi finale e quindi indirizzare il paziente verso una terapia adeguata. Questo per quanto riguarda la radiologia, che richiede naturalmente una organizzazione diversa, la possibilità di avere personale dedicato alla costruzione di questi percorsi, che sono percorsi sartoriali, cioè il percorso che io creo per il signor Mario Rossi, che ha una certa patologia, non può essere il percorso che creo per la signora Maria, che ha un'altra patologia. Quindi dobbiamo creare questi percorsi sartoriali mettendoci d'accordo con gli altri specialisti in modo tale che il paziente esce da noi con una diagnosi, ma che possa avere anche velocemente un percorso per la conclusione diagnostica e per l'inizio della terapia. Questo è un po' qual è la mia idea sulla funzione della radiologia nell'ambito del territorio. Percorsi molto importanti, anche perché fortunatamente abbiamo una tecnologia che in pochi anni ha fatto passi da gigante e rispetto a una volta siete molto aiutati anche a fare questi percorsi. Abbiamo sentito il dottor Morana, adesso sentiamo cosa dice il dottor Gian Antonio Zanatta Santi, che è direttore terapia del dolore dell'ospedale Canfoncello di Treviso. Prego, dottor Zanatta Santi. Sì, per quanto riguarda il dolore, dobbiamo considerare che il dolore fa parte praticamente, è la rappresentazione di gran parte delle patologie mediche ed è molto comune, lo troviamo ogni giorno, spesso anche molti telespettatori si scontreranno col dolore acuto. Il problema grosso è il dolore cronico, cioè un dolore che persiste per più di 3 mesi e, secondo le varie statistiche, all'incirca 15 milioni di italiani
ne sono affetti e grosso modo questo comporta un riflesso diverso rispetto al dolore acuto. Il dolore cronico è una malattia dolore che si ripercuote fondamentalmente sulla qualità della vita. Dunque, nella medicina e terapia del dolore, perché così deve chiamarsi, non solo terapia del dolore, l'elemento principale, a parer mio, quello che noi applichiamo nell'ASL è un forte rapporto tra l'ospedale e il territorio, perché nel trattamento del dolore dobbiamo considerare che esiste comunque una percentuale di pazienti che ha un dolore difficile, cioè un dolore che non risolveremo mai fondamentalmente. In questo caso noi dobbiamo cercare di lavorare molto sull'aspetto emozionale del dolore e sulla qualità della vita di questi pazienti. Dunque l'integrazione ospedale-territorio è fondamentale, perché fondamentalmente curare cosa significa? Curare significa prendersi cura, e prendersi cura vuol dire avere attorno al paziente con dolore, specialmente con dolore cronico, che è quello che interessa di più, varie figure di vario tipo, dal medico di medicina generale, dallo specialista ospedaliero e da tante altre figure professionali. Questo che cosa comporta? Comporta lo spostamento dal modello tradizionale di derivazione, diremo, anglo-americana, di centrarsi sul disease, cioè sulla patologia. Che cosa vuol dire? Io ho il paziente che mi arriva, faccio la diagnosi e faccio una terapia. Dovremmo centrarci invece molto nel fare sempre la diagnosi e sempre la terapia, ma porre al centro il paziente. E questo è il modello così definito patient-centered, centrato sul paziente. Questo fa sì che umanizziamo la medicina, umanizziamo gli ospedali e umanizziamo la cura nel territorio. Questo è il mio modo di pensare. Guardi, la ringrazio veramente, dottor Zanata Santi, per queste parole, perché sono fondamentali. Io devo guardare i numeri, devo guardare anche a livello tecnico, ma devo impegnarmi anche nella persona, perché nel momento che veramente ho diagnosticato quello di cui soffre, devo anche capire come aiutarla anche il dopo, a chi deve rivolgersi questa persona. Non devo essere solo tecnico, devo essere anche umano. Purtroppo verrà tolto questo sociale, all'ULSS rimarrà solo il sanitario, e questo mi preoccupa molto, perché non so se siamo preparati in questo, siamo già non preparati adesso. Ma quello che vorrei sentire anche da lei, dottor Fagian, cosa ne pensa di quello che hanno detto questi illustri colleghi, ecco, questa persona che deve essere il centro del loro lavoro, e ci deve essere un'equipe, una squadra, da soli non si va da nessuna parte. Prego. Saluto i direttori intanto che stimo. Io sono assolutamente d'accordo con quello che hanno detto e con quello che dice lei, ma secondo me il problema in questo momento non è da un punto di vista sanitario. Dal punto di vista sanitario la macchina funziona, ha i suoi limiti, avrà i suoi difetti che sistemeremo, e il nostro lavoro, mio e quello di direttore, è quello di incontrarci e definire delle linee migliori rispetto alle attuali per migliorare dal punto di vista sanitario la macchina. Il problema però è che questa macchina ha 3 ruote, manca la ruota che è la parte sociale, cioè loro fanno più che egregiamente il loro lavoro, nel territorio si sta lavorando per migliorare sempre di più quello che è il lavoro del medico del territorio, che ricordiamo ha come la più antica forma di medicina al mondo, è la medicina della persona, quindi la medicina di famiglia, di prossimità, è quello che spesso fa la diagnosi, è quello che invia ai colleghi specialisti il problema, è quello che riceve poi la persona una volta che il quadro è concluso, ma è quella figura professionale che non può umanamente andare a portare i pasti a casa della persona, non può andare umanamente a gestirla se ha delle incombenze di tipo burocratico, tipo pagare una bolletta, non è quella che può prenderlo,
prendere la persona e mettere a posto l'ambiente dove vive. Questo è un problema sociale che esula dalla parte medica che noi già facciamo egregiamente. La parte sociale deve essere gestita da qualcuno. Se non è l'azienda, che ricordo essere unità socio-sanitaria, ma non lo è più perché è diventato una ASL, cioè un'azienda, lo deve fare qualcun altro. Il qualcun altro chi è? O il mondo del volontariato, che è così forte, che ricordo che è una grossa stampella, secondo me, vitale per tutto il sistema di urgenza e emergenza. Non dimentichiamo che tante ambulanze che girano nel territorio sono popolate da personale volontario. Oppure deve essere sia gestito dalla struttura volontariato in associazione con il servizio sociale del comune. Allora, se noi abbiamo questi due pilastri, servizio del volontariato insieme al servizio sociale, che dialogano e si interfacciano con la macchina della sanità, che è già una macchina che funziona, noi riusciremo a garantire 360 gradi la salute non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista sociale della persona. Se non facciamo questa operazione, logicamente da qualche parte c'è un problema. Cioè io ho pazienti che vengono dimessi dal dottor Zanata Santi o che vengono comunque diagnosticati con grossi problemi dal dottor Morana, che tornano a casa, io dal punto di vista sanitario gestisco la situazione, ma non ho nessuno che porta le ricette a casa, ad esempio, oppure non riescono ad andare a prendere il farmaco che il dottor Zanata Santi prescrive in farmacia. Come faccio in questo caso? Questo è un problema sociale. Ci vuole qualcuno che vada per conto della persona che non ha possibilità, in questo caso si chiama caregiver, che vada a fare la spesa, non solo la spesa in termini di alimentazione ma anche sanitaria, per conto della persona non autosufficiente. Al momento si parla di o familiari, ma non sempre i familiari possono avere questa possibilità. Ricordiamo comunque che c'è sempre la legge 104 dello Stato che permette, attraverso la modulistica INPS e l'invalidità civile, di prendere dei permessi in termini di ore al lavoratore parente della persona non autosufficiente, comunque sono permessi retribuiti, oppure si parla di mondo delle badanti, che sono quelle che fanno da stampella. Allora, dottor Morana, radiologia diagnostica, unità operativa complessa. Vogliamo spiegare anche a casa, visto che vogliono capire, perché gli addetti ai lavori è facile, ma anche a casa io devo capire quando entro in un ospedale dove entro, cosa mi fanno, perché ho diversamente giovani che quando ho avuto il professor Marella di diritto internazionale mi hanno detto: ma cosa inviti il dottor Marella di mattina a sveglia verde? Lei non ha idea i ringraziamenti che ho ricevuto da questi diversamente giovani per aver finalmente capito cosa vuol dire diritto internazionale. Qualcosa almeno, prima zero assoluto. Vogliamo anche capire cos'è l'unità operativa complessa e quanto importante è la radiologia diagnostica con la nuova strumentalizzazione fortunatamente che abbiamo. Prego, dottor Morana. La unità operativa complessa è il centro, secondo me, possiamo chiamare operativo dell'ospedale. Ormai qualunque paziente arrivi in ospedale fa qualche esame diagnostico mediante immagine. Una volta si parlava generalmente di radiologia, infatti la nostra definizione è unità operativa complessa di radiologia, diagnostica e interventistica, ma in questo termine radiologia sono comprese tantissime tecniche, non solo i raggi X. E ricordo che i raggi X non sono solamente la lastra al torace o le ossa, ma anche la TAC, per esempio, ma c'è dentro anche l'ecografia, c'è la risonanza magnetica, c'è l'angiografia. E in effetti la definizione finale è di radiologia diagnostica ed interventistica, una branca che si sta sviluppando negli ultimi 20 anni della radiologia è appunto la componente interventistica, cioè noi non solo facciamo la diagnosi, ma con la possibilità che abbiamo di vedere le strutture del corpo umano e navigarci all'interno sia per via percutanea con degli aghi
come per esempio abbiamo fatto nel caso del recente intervento del dottor Zanatta, sia per esempio sotto guida TAC o sotto guida angiografica, andiamo all'interno del corpo umano, localizziamo l'organo malato e lì possiamo fare delle terapie, bruciare dei tumori, iniettare dei farmaci, dilatare delle arterie, mettere delle reti che impediscono all'arteria di rompersi, degli stent. Ecco, questa è la radiologia. La radiologia quindi è, da una parte, come dire, il pane quotidiano, i raggi al torace, i raggi alle ossa perché mi fa male la schiena, dall'altra parte è Cape Canaveral, cioè una struttura di grandissima organizzazione, di grandissima tecnologia che mette a disposizione le sue capacità per andare a trattare dei pazienti molto complessi. Molto spesso appunto utilizzando anche l'interazione con colleghi di altre specialità, in questo caso per esempio con il dottor Zanatta per andare a trattare un dolore incoercibile, o per esempio con i medici nucleari quando andiamo a iniettare delle sostanze radioattive all'interno del corpo umano per andare a uccidere un tumore utilizzando questi farmaci radioattivi. Quindi è una struttura estremamente complessa e come tale richiede dei professionisti di grande valore e di grande specializzazione. Ormai non esiste più il radiologo tuttologo. Esistono dei radiologi specializzati in vari settori, non so, abbiamo per esempio i neuroradiologi che si occupano prevalentemente del sistema nervoso centrale e periferico. Abbiamo nel mio gruppo, noi siamo radiologi body, cioè non ci occupiamo del sistema nervoso, però io ho esperti del collo, nella malattia del collo, i tumori del collo, ho esperti di patologia toracica, ho esperti in patologia addominale, ho 6 dottoresse esperte in senologia e ho 6 dottori che fanno radiologia interventistica vascolare, più altri dottori che fanno radiologia interventistica percutanea. Quindi ogni medico si è specializzato in un settore senza però, e questo è importante, senza mai perdere la unicità del paziente. Io dico che noi siamo ormai tra gli ultimi medici olistici. Una volta era l'internista che aveva una visione generale, e ancora adesso lo fa, però fondamentalmente sul versante di patologie mediche. Noi siamo abituati a parlare con i chirurghi per patologie prevalentemente chirurgiche, con gli internisti per patologie prevalentemente mediche, quindi nella nostra pratica quotidiana abbiamo una visione a 360 gradi delle patologie del paziente e poi ci siamo specializzati ognuno di noi, per esempio io mi sono particolarmente specializzato in patologie del fegato e del pancreas, per poter offrire proprio il massimo al paziente, perché ormai la medicina è talmente complessa che non può esistere un radiologo che sappia tutto, dalla patologia cerebrale alla patologia artrosica del piede. Questa è la necessità e è una battaglia che sto facendo da anni, è un qualcosa che cerco di fare capire ai pazienti, perché purtroppo ancora adesso la visione del radiologo è quello che devo fare i raggi, vado dove vi danno l'appuntamento prima e questo è sbagliato. Devo fare un esame, vado a cercarmi lo specialista radiologo più competente in questo esame, perché è solo così che io raggiungo immediatamente la diagnosi ed evito di fare altre visite aggiuntive. Quindi la rincorsa al primo posto utile non è corretta, però è un problema culturale. Un problema culturale che dobbiamo affrontare anche noi medici radiologi per far capire ai pazienti che non tutti sanno fare tutto e che quindi come uno si sceglie il chirurgo esperto in patologia del fegato, uno dovrebbe scegliersi un radiologo esperto in patologia del fegato. Se uno ha un altro problema, cercarsi un radiologo, perché solo in questo modo la diagnosi è molto focalizzata, molto precisa. Vede, dottor Morana, che abbiamo centrato l'obiettivo di parlare sì dell'ospedale, delle patologie, di questi interventi, di quello che voi vi occupate, ma alla fine c'è sempre la persona umana. Io ho avuto il professor Gerosa che è venuto ospite e quando si parlava di intelligenza artificiale io gli ho risposto sì, ma alla fine, professor Gerosa, c'è sempre l'uomo alla fine, è inutile che ce la giriamo. E lui mi ha risposto, lei ha letto la mia relazione? No, perché io ho detto proprio questo che sta dicendo lei. Alla fine si parla di intelligenza artificiale, ma alla fine c'è sempre l'uomo che deve capire che ha di fronte una persona con tante fragilità.
perché quando ha dolore, e qui passo al dottor Zanatta Santi, il dolore è un dolore che non si accetta. Perché corro subito a farmi la visita privata? Perché non sopporto il dolore, non sopporto l'attesa. Il dottor Morana parla di andare dal più bravo. Ma chi è che informa su quello che c'è nel mercato, il più bravo? Io mi ricordo, io ho avuto la fortuna di conoscere il professor Bortolozzi, Menenio Bortolozzi, anatomopatologo, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, è morto da tanti anni, ma io l'ho conosciuto. Lui diceva sempre: si va dal migliore, quando si sta male si deve andare dal migliore. Sì, ma io come faccio? Un diversamente giovane che non riesce ad operare il computer, che non sa neppure adoperare il cellulare, che chiama questi centralini, schiaccia 1, schiaccia 2, schiaccia 3, quando ha schiacciato il quarto è già deluso, depresso, non ce la fa più. Riusciamo a capire che forse dobbiamo fare un passo indietro tutti e capire che abbiamo una popolazione che sta diventando anziana, diversamente giovane, come la chiamo io perché mi piace di più, ma soprattutto che non è preparata, non l'abbiamo preparata, ma come in Australia, in altre località, anche vicine a noi, sanno adoperare questa tecnologia e i nostri, questi scrigni meravigliosi che abbiamo, che se siamo diventati così bravi e belli è merito del loro lavoro e del loro sacrificio, ci siamo dimenticati. Dottor Santi cosa dice? Dobbiamo prendere in mano queste creature che mi chiamano, che non sanno a chi rivolgersi, sto male, ho dolore, Mirella cosa faccio? Non ho soldi per curarmi, il medico di famiglia non c'è, non ce l'ho, non mi risponde, non viene a trovarmi. Questi sono questi scrigni purtroppo. Dottor Santi, il dolore, ecco, la patologia del dolore che non si accetta, io per prima, prego. Allora, apro il discorso citando il nostro maestro per eccellenza, professor Bonica, che usava questo aforisma abbastanza simpatico. Diceva che l'unico dolore sopportabile è quello degli altri. E questo fondamentalmente è vero, perché nella popolazione occidentale, in Occidente, rispetto all'Oriente, noi abbiamo paura del dolore, non parliamo di dolore, non parliamo di morte, mentre abbiamo moltissime persone in Occidente che ne parlano, i poeti, i letterati, gli scrittori, però noi non ne parliamo e bisognerebbe fare anche un'educazione sul vincere questa paura del dolore. Lei prima diceva bisogna andare dal più bravo, no. Io direi che per far fronte al dolore, che tra l'altro è trasversale a tutte le patologie, perché se noi guardiamo una statistica di accesso al pronto soccorso diremo che il 98% dei pazienti giunge per comunque un dolore e l'altro 2% può giungere per un prurito, che è sempre una forma di dolore, o dei formicoli che comunque riguardano sempre un sistema importante che è il sistema somatosensoriale. Dunque, che cosa posso dire? L'elemento principale, e su questo il medico di medicina generale è il principe, è la diagnosi. Noi dobbiamo fare una diagnosi nei confronti del dolore, specialmente quel dolore cronico. Non possiamo sostenere di far subito una terapia, perché dobbiamo ben capire la matrice, come dicono gli inglesi, il pain generator, da dove inizia, e spesso, soprattutto per un tipo di dolore, cioè quel dolore che sottende una lesione del sistema che trasmette il dolore cosiddetto neuropatico, spesso questo veste dei vestiti, praticamente si camuffa ed è di difficile diagnosi. L'elemento principale è la diagnosi, secondo me, e il medico di medicina generale ha a che fare tutti i giorni con il dolore, lo sa trattare anche egregiamente e sa benissimo che ci sono degli step quando questo dolore diventa difficile o comunque ha degli aspetti. Noi abbiamo proprio una collaborazione
diretta, spesso molti medici di medicina generale ci contattano proprio direttamente per inviare il paziente, perché d'altronde noi dobbiamo ricordare che abbiamo non solo a che fare col dolore, ma abbiamo a che fare con la sofferenza, perché il dolore fondamentalmente, se noi lo stringiamo, lo comprimiamo, è un'emozione, sono sensazioni che evocano un'emozione che genera sofferenza, che genera anche dolore morale e che compromette gravemente la qualità della vita. Dunque ci sono dei percorsi che il territorio conosce molto bene e noi interagiamo in maniera continua. Poi all'interno dell'ospedale, quando un paziente ha una situazione complessa, interagiscono poi tutti gli specialisti dell'ospedale, tutte le expertise dell'ospedale. Perlomeno nell'ASL 2 funziona così. Però quello che sottendo io è, se noi non abbiamo la diagnosi, perché noi dobbiamo fare medicina e non dobbiamo confondere gli spettatori, la popolazione, che la medicina sia terapia. La medicina è diagnosi e prognosi, cioè che cos'ho e come andrò, poi inserisco la terapia. Purtroppo nel trattamento del dolore spesso si è tentati subito a applicare terapie anche interventistiche, che però se noi non abbiamo il target da dove origina questo dolore spesso sono fallimentari. Capito? Questo. Poi ci sono, ripeto, i dolori difficili come i casi che abbiamo trattato con la collaborazione dell'equipe del dottor Morana, dove lì siamo a livelli molto complessi di dolore. Oltre. Ecco. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Fagian, perché poi sia il dottor Morana che il dottor Zanata Santi hanno parlato di pazienti che poi hanno bisogno di altri percorsi, sempre di percorsi si parla, però io devo avere la possibilità di fare questi percorsi, li ho fatti prima ma li devo fare anche dopo perché sono importantissimi. Ecco, questa catena che manca sempre un anello, l'ha detto anche lei, 3 ruote manca la 4ª ruota, io dico sempre che manca sempre un anello di questa catena che non sappiamo mai dove finisce questa catena perché non c'è il finale, c'è sempre un intoppo che si rompe. Cosa dice il dottor Fagian dopo aver sentito questi illustri ospiti? Io farei un passo indietro se posso, perché si è parlato di intelligenza artificiale e si è parlato di uomini dietro l'intelligenza artificiale. La medicina, da quando è nata, cioè dai tempi che furono, è sempre stata fatta da uomini. E questi uomini, con la loro professionalità, con il loro lavoro, con il loro impegno e con gli studi, hanno portato l'uomo a vivere in media, questo è un dato Istat del 2023, 84 anni. Quindi noi siamo il 5º paese al mondo come longevità, come aspettativa di vita. Solamente 90 anni fa, quindi nel 1928, quando è entrato nel mondo della medicina l'uso degli antibiotici, l'aspettativa di vita era 76. Quindi nel giro di 90 anni è aumentata di 8 anni. Significa che dietro questo lavoro di speranza di vita c'è l'uomo, chiaro? È stato il medico e tutto quanto il mondo della medicina, insieme a poi il mondo della farmaceutica, insieme al mondo della ricerca, eccetera, eccetera, che ha portato questa longevità in più. Ma ora mi chiedo, perché oggi, quando il medico, che è la stessa persona che ha portato questi risultati, dice al paziente: se tu hai un dolore al ginocchio da 5 giorni, sta a casa, non serve che tu faccia altro. Perché nessuno gli crede adesso? Perché adesso il paziente davanti a questa affermazione va a ricercare il pronto soccorso e i dati dei codici bianchi lo dimostrano. I pronto soccorso sono oberati di codici bianchi. Perché? Perché sono pazienti che bypassano il canale della diagnosi e della prognosi che diceva giustamente il dottor Zanata Santi, perché puntano direttamente alla terapia, ma dall'altra parte si trovano dei colleghi che devono fare diagnosi e prognosi e utilizzano
scusatemi se lo dico perché come diceva qualcuno, dirò qualcosa che forse farà arrabbiare qualcuno, questi sono tutti interventi che vanno a oberare il lavoro del dottor Zanata-Santi, il lavoro dell'equipe del dottor Morana, e alla fine il caso clinico che ha veramente bisogno dell'urgenza è un caso che deve aspettare e non riesce a trovare la risposta che deve. Quindi facciamo un passo indietro. Se ammettiamo il concetto che la medicina è fatta da uomini, che l'intelligenza artificiale è fatta da uomini, il mio consiglio ai nostri ascoltatori è: ascoltate questi uomini. Quando il vostro medico dice hai la febbre da 32 minuti, non serve che tu abbia per forza una visita al pronto soccorso, perché poi si traduce in esami ematochimici, radiografia del torace, visita, elettrocardiogramma, intasamento dei servizi e costo per la società. Ascoltate gli stessi uomini che hanno fatto la medicina negli ultimi 5-6 mila anni e che negli ultimi 90 anni ti hanno permesso di vivere quasi 8 anni in più. Allora, avete Quindi, ascoltato a casa, io vi dico sempre non di sentire, di ascoltare. Vedete che ho ragione, dovete ascoltare, perché sono eccellenze con i quali voi vi confrontate, ascoltate, guardate che è importante, perché riuscirete a capire finalmente anche voi un comportamento diverso culturale, perché qua sta il discorso, bisogna fare prevenzione anche culturalmente. Ecco, abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Nadia? Non c'è Nadia, vediamo se riprende. Allora, cosa dice il dottor Morana? Ecco, perché alla fine poi dobbiamo anche far capire a chi ascolta che devono anche imparare a rispettare anche le esigenze che ci sono anche quando uno sta male. È proprio così, siamo proprio così sicuri che dobbiamo andare al pronto soccorso. Una volta non si andava al pronto soccorso, sì, hai voglia di andare al pronto soccorso, ti chiamava il medico di famiglia, se ti conosceva non usciva neanche, diceva stai buono, stai a casa tranquillo, se no usciva, vedeva. Però è cambiato, abbiamo tutti fretta, abbiamo fretta di capire cosa abbiamo, stiamo tanto male, magari non è neanche vero, però ecco, la paura di star male, questo è il problema, è la paura è la prima cosa che oddio cosa avrò, oddio, ecco questo tumore, questo cancro, finalmente se ne parla, una volta nominare la parola cancro, per l'amor di Dio, queste sale operatorie che si sono aperte anche alle telecamere, entriamo, vediamo, non abbiamo più il terrore della sala operatoria come una volta. Ecco, è importante sentirvi parlare, sapete, non vi invito a casa, qua devo dire grazie ai direttori generali, ecco, di tutto il territorio, in particolare al nostro direttore Francesco Benazzi, che ringrazio sempre per questo supporto che dà anche a questa trasmissione, perché è importante capire come dobbiamo comportarci, un po' a volte come andare a scuola, impariamo. Prego, dottor Morana. No, io veramente volevo ringraziare il dottor Fagian per le sue parole, perché ha scoperchiato un problema enorme. Faccio un esempio: negli ultimi 2 anni noi abbiamo avuto, credo, più 38% di richieste di risonanze magnetiche, ma si può immaginare che c'è un più 38% di persone malate. C'è un eccesso di richiesta che poi, come ha detto giustamente il dottor Fagian, va a colpire chi più ne ha bisogno. Guardi, io ho a che fare quotidianamente con queste richieste e così via, e quello che trovo veramente impressionante è che quelli che ne hanno veramente bisogno sono quelli che aspettano i loro tempi. È vero. Quelli che invece hanno poco o hanno niente ci inondano di proteste. E questo non è giusto per chi sta male, perché poi la protesta ingenera una reazione e questo significa dover poi gestire queste situazioni di compreso, magari col paziente che sta male, che va nell'angolo dell'occhio, e non è giusto. È la mia lotta quotidiana di occupare, io valuto tutte le richieste di risonanza quotidianamente per cercare di allocare l'esame non in base a chi prima ha chiesto, prima lo ha, ma in base a chi più ne ha bisogno, prima lo fa. Ed è un lavoro pesante, mi creda.
Però è questa la nostra funzione, la funzione dei medici che guardano gli uomini e non una malattia indecisa, indescritta. Perché anche lo stesso concetto di tumore non è cioè il tumore in follow-up di uno operato 5 anni fa non è il tumore di una diagnosi appena fatta che va subito stadiata. Se mi arriva un paziente che ha una lesione al fegato e non si capisce cos'è e all'ecografia sembra brutta, io gli faccio l'esame il prima possibile. Ma se mi arriva un paziente controllo di tumore ma vedo che ho operato 10 anni fa, che il paziente negli ultimi 3 TAC non ha niente, dico va bene, non è un grosso problema. La paura della malattia va dosata in base alla vera gravità della malattia. La paura del dolore, come ha detto giustamente il dottor Zanata Santi, l'unico dolore che sopportiamo è quello degli altri, è vero. Ma non è vero, dobbiamo imparare anche a sopportare il nostro dolore, il nostro fastidio. Ormai non c'è più questa accettazione. L'80% dei mal di schiena sparisce entro 1 o 2 mesi. Invece no, invece adesso vogliono subito tac, risonanza, visita del terapista del dolore e imbottirsi di medicine che qualcosa hanno anche effetti collaterali allo stomaco e tutto quanto. Non si aspettano i tempi perché il nostro, cioè noi siamo, diciamo, la nostra vita è aumentata di 8 anni, ma il nostro corpo è lo stesso di 300.000 anni fa e i tempi sono quelli. Quindi diciamo che da questo punto di vista diciamo, anche noi come uomini, come pazienti, dobbiamo tornare a riflettere sulle nostre cose. Non esiste una soluzione facile per tutto perché il corpo non è cambiato. Noi possiamo accelerare la diagnosi, ma se la soluzione è interna al corpo, accelerare la diagnosi non serve ad accelerare la risoluzione del problema. Quindi ascoltare bene il proprio corpo, ascoltare il proprio medico di base, che è quello che ci conosce bene, ascoltare i consigli, non cercare subito su dottor Google e nel futuro sarà anche peggio, perché appunto si parla di intelligenza artificiale e io lo chiamo il paziente AI, cioè che andrà su ChatGPT, gli metterà i risultati dei suoi esami e ChatGPT gli dirà devi fare questo, questo e questo. Devastante, devastante. Abbiamo Paolo da Padova, vai Paolo, veloce. Buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti, buongiorno. Io non so se ti ricordi, avevo già chiamato e sono un trapiantato di rene. Volevo dire ai professori che io sono stato con l'equipe del professor Rigotti a Padova ed è stato qualcosa di straordinario. Come cittadino non sapevo che potevano esserci addirittura degli interventi. Io dopo un giorno stavo già con i piedi per terra. Il problema è, purtroppo è successo quando sono passato al reparto. Io ho trovato un reparto che sono rimasto anche un po' male perché su di me giustamente c'è stato un investimento, ci sono state persone, professionisti, però quando si va poi al reparto si spezza la catena. Per esempio mi prendevano i farmaci della pressione e dopo un paio di ore mi misuravano la pressione. Allora a un certo punto mi sono stancato. Io ho spiegato al medico che quello non era una pressione, la mia, e cercavo di dire, guardi, di spiegarle che dopo i farmaci è inutile misurare la pressione. Ed è stato un calvario. Purtroppo l'anno scorso sono stato ricoverato per 2 infarti e poi una polmonite. Spiegare all'equipe, ed erano anche medici, che io avevo una terapia di trapianti ovviamente che dovevo seguire alla lettera, è stato un combattimento. Ho dovuto chiamare il professor Rigotti che è dovuto venire in reparto e spiegare che i farmaci che loro mi davano, perché ovviamente sono stato 5 anni, 3 anni in dialisi, quindi avevo un percorso abbastanza delineato, ovviamente tutto scritto, però ecco, per cercare, e con grande dispiacere, perché dicevo io, com'è possibile un'eccellenza del genere, poi delle sciocchezze che poi si perde tutto. Molto chiaro Paolo, devo correre perché sennò non ce la faccio, giustamente sono le telefonate che arrivano appunto di persone nel bene e nel male che hanno piacere anche di raccontare la loro storia, specialmente Paolo che è un trapiantato. Allora poi vediamo se qualcuno vuole commentare quello che ha detto Paolo, però io vorrei partire ancora con
domanda al dottor Zanata Santi se non è il caso di iniziare a parlare ai giovani nelle scuole. Ecco, i giovani che vogliono capire, sapere. Forse io ho chiesto al direttore Benazzi e l'ho chiesto anche al dottor Dalben con il professor Cozzi, che di trapianti se ne intende, di portare questi giovani all'interno degli ospedali, su queste grandi sale che abbiamo, e spiegare, visto che vogliono emozioni forti, gliele diamo, abbiamo tutta la possibilità di fargli capire che l'ospedale è un'emozione forte, dove puoi conoscere tante cose che non sai, dove puoi toccare con mano la fragilità, la paura, il dolore, tantissime cose. Nelle RSA, ad esempio, parlare a questi diversamente giovani, come ha detto il dottor Fagian, cos'è il trapianto, la donazione. Io sono andata via con loro, dottor Fagian, lo dico anche a questi illustri ospiti, a questi diversamente giovani, 92 anni, 93 anni, che quando si parla di trapianto noi non sappiamo niente, abbiamo delegato i nostri figli, non sappiamo, nessuno ci dice niente. Ecco, forse dovremmo tutti quanti fare più squadra, perché culturalmente si cresce da bambini, da ragazzi, si impara. Cominciamo a dare esempi positivi anche con esempi molto forti, con l'esempio dell'ospedale. Guarda cosa ti faccio vedere, questo è il tuo corpo, queste sono le patologie, ti faccio vedere anche qualche intervento, così tocchi con mano, ecco, ti emoziono, ti intrigo, vuoi capire. Cosa dice dottor Santi? Allora, io anzitutto volevo proprio ringraziare il dottor Fagian perché ha scoperchiato il vaso di Pandora. Quello che dovremmo fare è questo, con i giovani ma soprattutto con la popolazione. Non fare grandi cose, ma inculcare delle cose molto semplici. La prima cosa è le malattie. Allora, se noi andiamo a prendere un altro aforisma che rende molto, di un medico cinese di 5.000 anni fa, medico dell'imperatore, che forse è di un'attualità bellissima, perché questo medico 5.000 anni fa cosa diceva? Diceva che noi siamo fatti per stare bene. Se vogliamo stare bene non dobbiamo dare turba delle fisiologie. Cosa significa? Non dobbiamo alterare i nostri meccanismi, perché quando questa turba di fisiologia è tale e il meccanismo si blocca, siamo in malattia. E lui diceva: è troppo tardi. Che cosa vuol dirci questo medico di 5.000 anni fa? Ci vuol dire una cosa molto importante che noi purtroppo ci pensiamo poco, perché la cosa più importante nella nostra vita non è la salute, è il tempo. E il medico ci vuol dire che noi dobbiamo curare lo stile di vita, ma nessuno parla di stile di vita, capito? Perché se noi parliamo di screening, per esempio, di mammografia, ok, facciamo una mammografia e troviamo un tumore, abbiamo fatto una diagnosi precoce, ma noi dobbiamo parlare di stile di vita e nello stesso tempo cosa dire? Che le malattie sono fenomeni naturali, ci possono venire, possono capitare. Prendo un esempio, noi siamo subissati da una pletora di lombosciatalgie, la vecchia sciatica conosciuta già da Ippocrate, 460 a.C. Ecco, allora noi sappiamo benissimo che se non, i medici medicina generale su questo sono egregi, sanno benissimo che se non è presente un deficit motorio o un deficit degli sfinteri della vescica, nel 98% dei casi, anche se io ho un'ernia discale grossa come una mela, nel giro di 2 mesi e mezzo se ne va, anche senza fare nulla. Purtroppo la popolazione non è informata su questo e, come diceva il dottor Morana, se noi andiamo su Google leggiamo di tutto e questi ci precipitano in pronto soccorso, in medicina del dolore e magari stanno male da 5 giorni. Il medico di base sa normalmente che
esiste una terapia da fare. La terapia, i farmaci hanno un loro percorso, hanno un loro tempo. Il corpo è in grado di autoripararsi. Questo spesso ce lo dimentichiamo, capito? Ed è giusto quel che dice, la medicina è fatta da uomini, e uomini che portano uno scibile antico. Qui non c'è il medico bravo, più bravo, ci può essere il medico più assertivo, che fa più comunicazione, però sulla formazione dei nostri medici è ineccepibile su questo, sanno fare diagnosi e prognosi. Il problema è che, e questo bisogna far capire alla popolazione, che purtroppo non esiste la verità assoluta in medicina, perché l'unica verità assoluta è la matematica. 2 più 2 quanto fa? 4. Al di sotto di questo cosa c'è? La verità scientifica, che è già traballante. 2 più 2 fa 4, il logaritmo fa 0,16. È una congettura, ok? Creata dall'uomo. Andiamo più sotto, cosa troviamo? La verità storica, che cosa ci dice? La grande piramide è stata costruita dagli egizi. Bene, io ho mai parlato con un architetto egizio? No, non ci ho mai parlato, non potrò mai parlarci. Interpreto pietre. Sotto a tutto c'è la verità di ogni giorno, è la verità medica. E per quanto riguarda la verità medica, com'è? Nell'Occidente, e ricordiamoci, siamo molto fortunati noi, viviamo in Occidente, abbiamo il medico, abbiamo la malattia, abbiamo i farmaci, abbiamo le tecnologie. Se però andiamo in Africa, andiamo in Senegal, abbiamo un altro modello, abbiamo il motu, lo stregone, abbiamo una radice, una foglia, un fiore, abbiamo una persona e spiriti. I due modelli sono identici, sono intercambiabili. Che cosa ci differenzia? Ci differenzia solamente una cosa: l'applicazione di un metodo che ha creato un nostro grande vecchio italiano, Galileo, il metodo scientifico, e noi cerchiamo di applicare nella nostra medicina il metodo scientifico per avere un minimo di evidenza scientifica sulle cose che facciamo. Questo che cosa ci porta? Ci porta a concludere che non siamo infallibili, che la medicina sbaglia, purtroppo sbaglia appunto perché non è una verità assoluta. Non so se ho reso l'idea. È stato chiarissimo, dottor Zanatta Santi, la ringrazio invece per queste parole questa mattina. Anche questa mattina siamo a scuola, stiamo imparando, vi ringrazio veramente, perché oltretutto parlate anche in maniera molto semplice, che arriva direttamente e non è sempre facile. Allora sentiamo come ci saluta, che ormai il tempo è scaduto, il dottor Giovanni Morana. Dottore, come ci saluta? Io saluto, riprendendo delle parole del dottor Zanatta poco fa, noi dobbiamo essere i primi medici di noi stessi, adottare stili di vita che evitano il tumore. Può capitare indipendentemente dal nostro stile di vita, ma certe cose no. Per esempio bisogna cercare di stare magri, bisogna cercare di camminare tutti i giorni, bisogna adottare, avere una alimentazione corretta, e non evitare cibi molto pesanti, molto pieni di grassi e così via, perché tutto questo conserva il nostro corpo ci aiuta a evitare certi danni che possono essere evitati. Poi ce ne sono altri che invece non possono essere evitati, un tumore e così via, ma questo che significa? Che magari useremo meno le strutture dell'ospedale per cose che abbiamo evitato. È inutile chiedere una risonanza magnetica delle ginocchia se sono alto 1,60 m e peso 90 kg, perché le ginocchia le ho distrutte io, e la risonanza non mi fa passare il male alle ginocchia, perché è l'artrosi causata da un eccessivo peso che negli anni ha distrutto le mie ossa. Non bisogna arrivare a questo. Per tutto il resto noi siamo sempre a disposizione, tenendo sempre al centro il paziente e non la malattia. Grazie veramente al dottor Giovanni Morana. Sentiamo come ci saluta il dottor Luigi Fagian. Mi aggancio a questo: mia paziente che viene nello studio perché dice di avere il battito cardiaco irregolare, voleva visita cardiologica con tutti quanti gli esami del caso, 2 domande, 8 caffè al giorno e 2 pacchetti di sigarette al giorno, quindi non fumare e non bere caffè, vedrai che passa. Se poi non passa ne ragioneremo. E l'ultimo invece mi aggancio a quello che diceva lei: come Ordine di Medici di Treviso ormai da anni, grazie all'egregio lavoro del nostro segretario che è il dottor Giuseppe Dal Pozzo, stiamo portando avanti il progetto di biocurvatura, e cioè l'Ordine dei Medici attraverso i medici più specialità
va all'interno di, mi sembra, 2 o 3 licei qui di Treviso a spiegare agli studenti del quinto, del sesto e del quinto anno, quarto, quinto anno, cos'è l'arte medica, e quindi di fatto stiamo spiegando cosa significa fare il medico sul territorio il giorno d'oggi. Quindi c'è già questa iniziativa da parte dell'ordine. Che è molto importante. È fondamentale. È fondamentale. Grazie anche, veramente grazie al dottor Luigi Fagian, grazie a voi, grazie anche a questi telespettatori che sono sicura hanno ascoltato molto attentamente quello che è stato detto, perché qui dobbiamo imparare, perché non sempre abbiamo la fortuna di sentire queste eccellenze. Speriamo di non stare male, di andarli a trovare anche poco, speriamo bene, e perciò grazie, veramente grazie per questa lezione molto importante che avete dato questa mattina. Buon lavoro e grazie. Pubblicità. Altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Mario Sanson, delegato provinciale CONI Treviso, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, assieme a Giancarlo Rossi, presidente Treviso Baseball. Vediamo se abbiamo anche collegata Franca Gasparini, sì, la vedo, eccola qua, segretario AIDO, Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. Grazie veramente anche a lei Gasparini di essere con noi. Allora io inizierei proprio da Mario Sanson, delegato CONI. Allora andiamo a vedere anche la locandina, perché domenica ci sarà un evento molto importante all'ippodromo di Treviso, l'abbiamo sentito ieri con il direttore, il presidente dell'ippodromo, dottor Bovio, e il giornalista Brando Prandi. Iniziamo a parlare perché sono eventi inclusivi importantissimi. Non solo questo, ma io penso che mai come da quando abbiamo iniziato, come lo lasci dire Sanso, perché è la verità e penso sia d'accordo anche Giancarlo Rossi, da quando hanno iniziato Sport Senza Barriere, tutti hanno fatto qualcosa, perché anch'io devo fare qualcosa nel mio comune, perciò vuol dire sindaci, vuol dire attività sportive importantissime dappertutto, conoscere quanto importante è lo sport nella vita quotidiana e cosa sta facendo il CONI con tantissime iniziative in tutto il territorio. Prego Sanson. Sì, buongiorno a tutti. È facile parlare in questo frangente dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, ma è soprattutto anche delle Paralimpiadi, dove ci siamo, è facile dire ci siamo, dove si sono riconfermati rispetto all'esploit che avevano avuto a Tokyo, perché 71 medaglie non è poca roba. Ma soprattutto il movimento paralimpico è un movimento solido dove tutti ci credono, sottolineo tutti. Se pensiamo che le prime gare, le Paralimpiadi sono nate a Roma nel 1960 e adesso abbiamo questa evoluzione fortissima. Dalla graduatoria delle imedagliate riusciamo a capire diremo le nazioni che sono al primo posto, sono le nazioni legate a quando hanno iniziato a valutare, a propagandare, ad aiutare i disabili a fare sport. E allora abbiamo i Paesi Bassi, per esempio, abbiamo l'Inghilterra, che sono, lasciamo perdere ecco un po' la Cina perché è talmente grande che in proporzione è facile arrivare a determinati risultati, però vediamo che alcuni paesi, anche europei, sono molto all'avanguardia. Noi stiamo imboccando la strada giusta, c'è un presidente Pancalli che è molto sul pezzo. L'abbiamo anche visto premiare. Una persona veramente in gamba che sta portando avanti in maniera molto seria questo aspetto. È chiaro che con l'avvento della modifica dell'articolo 33 della Costituzione, in cui lo sport adesso a livello costituzionale è riconosciuto,
a tutti i livelli. Ecco, non è ancora un diritto come l'istruzione e tutto, però è entrato nella Costituzione. È entrato nella Costituzione. Ecco che allora qualsiasi istituzione, qualsiasi organismo deve stare attento anche a cosa porta lo sport a qualsiasi livello, e dunque per quanto riguarda il benessere, per quanto riguarda la salute, l'inclusione appunto. Ecco che allora diremo che si sta evolvendo, e anche i comuni stanno molto attenti, le amministrazioni comunali. In questo periodo qui nella provincia di Treviso ci sono feste dello sport organizzate dai comuni ogni domenica veramente, e anzi io chiedo anche così da parte di qui, da questo tavolo, diremo, ecco, pensiamo anche di fare qualche festa dello sport a giugno, che è vero che è un po' più caldo, però è anche vero che diremo, abbiamo in concomitanza anche la giornata nazionale dello sport, che è la giornata nazionale riconosciuta diremo istituita dalla Presidenza del Consiglio, che chiederemo propaganda allo sport a tutti i livelli, a livello nazionale ma soprattutto a livello istituzionale. Ecco, magari pensiamo di spostare, e così approfitto, di spostare qualche festa dello sport di settembre, spostarla. Fanno tutti a settembre, fanno tutti a settembre. L'importante è fare, ecco, non parlare ma fare. C'è un motivo, se mi permetto, c'è un motivo, perché diremo le feste dello sport sono organizzate dalle associazioni sportive. Associazioni sportive nel mese di settembre, con il ritorno a scuola e tutto, sono lì che iniziano anche loro la loro attività, e allora hanno tutto il vantaggio di fare propaganda, nel senso di avvisare, diremo, dimostrare qual è la loro attività per ottenere dei tesserati perché si iscrivano, perché vengano a fare sport. Io dico che a giugno è la stessa cosa, stiamo finendo le scuole e tutto, facciamo propaganda, così il ragazzino e anche la famiglia pensa nel periodo estivo, pensa quale potrebbe essere la disciplina a cui rivolgersi, diremo, e a settembre è pronto anche per le iscrizioni, ecco. Allora, adesso cambiamo argomento. Io vorrei anche sentire cosa ne pensa il nostro delegato Mario Sanso su un tema che mi sta molto a cuore, che è lo sport, ma che è questa vicissitudine del nostro Giancarlo Rossi, presidente Treviso Baseball, che non riesce a trovare un campo dove allenarsi. E sì che campi ne abbiamo, ma non saranno proprio tutti messi a posto, però lui era anche disposto a investire. C'è qualcosa che non mi torna, nel senso che ho nelle orecchie questa sensazione che ci sia qualcuno che non gliene frega niente di certi sport. Ad esempio abbiamo sentito cosa sta succedendo in altre città dove il cricket non è stato ammesso, e queste persone che praticano, facciamo nomi, facciamo polemiche, ma Sanso sa benissimo di chi parlo, dove che noi abbiamo intervistato e ha detto: noi non possiamo allenarci perché questo sport non è ammesso, non ci sono spazi, non ci saranno spazi. E questo succede anche a Giancarlo Rossi. Quant'è che cerchi uno spazio per avere la possibilità di dare anche a questi ragazzi e ragazze di fare altre attività? Perché ho capito calcio, basket, scherma, tutto, ma c'è anche il baseball, e io vedo che, visto anche quello che vedo anche vicino a casa mia, ci sono diversi ragazzini che avrebbero piacere di fare questo sport. Prego Giancarlo, cosa sta succedendo secondo te? Sta succedendo questo, intanto buongiorno a tutti. Il problema è questo, noi siamo nati nel 2017, io c'ero anche prima, ok. Il baseball come disciplina rappresenta anche il softball, il femminile, rappresenta il baseball 5, con il quale abbiamo fatto anche delle manifestazioni a livello internazionale per dare massima visibilità. Non si riesce. Abbiamo anche le immagini, per cortesia, dalla regia, così prendiamo tempo, prego. E da questo praticamente noi ci siamo sempre mossi alla ricerca di un campo. Posso dire una cosa, che abbiamo trovato dei campi alternativi dove che abbiamo pagato quote orarie, che è inutile scendere nei dettagli, e abbiamo richiesto. L'ultima richiesta che avevamo fatta al Comune di Treviso, ancora alle precedenti giunte, c'era stato detto praticamente che c'era un sottobosco
sulla strada Castellana, 40.000 metri quadri, ha detto che poteva essere bonificato. Avevamo individuato poi la zona di San Giuseppe, questa anche. Siamo andati a vedere, ma c'era una diatriba con una squadra di calcio amatori, mi sembra comunque non di Treviso. Abbiamo detto che comunque potevamo essere disponibili a subentrare. Ho mandato anche una mail al comune, indirizzata anche al sindaco, dove dicevamo che eravamo disponibili a prendere in mano la situazione, mettendo a posto il campo senza nulla pretendere, e avremo sistemato tutta la struttura per far fare attività. Noi abbiamo parecchie ragazze e ragazzi. Noi quest'anno abbiamo giocato grazie a Ponzano, posso fare il nome, Ennio Sari, che ci ha dato la possibilità di fare un campionato di Serie B. Vi ho mandato alcuni video dove c'è qualche ragazza che partecipa con la nazionale, medaglia d'oro, medaglia d'argento, campionato under 13, under 15, oggi fa parte della nazionale, ha partecipato anche alle qualificazioni dei mondiali in Cina. Abbiamo anche la Beatrice Rossi, fa parte della famiglia, che comunque ha fatto parte della nazionale, anche lei di Baseball 5, ha iniziato quest'anno un percorso anche lei in A1 massima categoria. Quindi le possibilità ci sono. Poi Mario diceva una cosa. Noi facciamo sport perché, d'accordo alla salute, per noi è fondamentale il fattore educativo, il socializzare. Non escludiamo i diversamente agili, per questo che collaboriamo anche con Loris Bucca, che per quanto riguarda il baseball per ciechi, che non so se domenica riuscirà ad essere presente, e abbiamo tutto un movimento che quest'anno ho girato 4-5 istituti, 700 alunni, per cui mi dicono tanti hanno la possibilità di entrare e di giocare, ma dove vado? Cioè, giustamente Mario dice sì, le attività, le scuole, cioè le società, però se noi vediamo che praticamente tutti gli spazi sono già occupati, poi vorrei andare a fare una verifica se quegli spazi sono utilizzati anche realmente, perché è inutile prenotare le palestre a un costo basso e poi farne praticamente full, ok? Sì, e poi alla fine magari certe ore sono anche libere, quindi una maggiore attenzione. Noi quello che chiediamo da tempo a Treviso è di avere uno spazio, dateci uno spazio per poter praticamente portare avanti la nostra attività e, ripeto, scusami, questo non l'ho detto dall'inizio, noi siamo una società piccola con un potenziale perlomeno di 80 tesserati, perché non c'è soltanto l'agonismo, ma c'è anche tutto il mondo dei diversamente agili, c'è tutto il mondo agonistico piccolini, partendo dalle categorie più piccole a salire. Questo progetto noi ce l'abbiamo, io ci credo, ma se non ho spazi dove vado? Allora saluto Franca Gasparini perché è segretario AIDO Regione Veneto, perché l'AIDO farà parte di questa giornata importante domenica a Sport Senza Barriere, perché si parla di inclusività e questo è l'importante, bisogna parlare di inclusione ma bisogna anche fare inclusione. Prego Gasparini, cosa ci dice? Sì, allora innanzitutto grazie mille per la possibilità di partecipare. Io faccio parte anche del gruppo di Treviso e saremo lì in tantissimi volontari domenica ad aspettare a braccia aperte tutte quelle persone che vorranno capire un po' di più che cos'è il mondo di AIDO. Allora, io voglio ringraziare anche perché abbiamo una realtà molto bella di atleti che sono stati trapiantati e voglio anche dire che lo sport ha aiutato tantissimo queste persone, si tratta di persone giovani che dopo il trapianto sono riusciti a condurre una vita normale, ma hanno avuto anche tantissime gioie nel mondo dello sport. E qui mi aggancio a due persone che sono nostri testimonial e che da una realtà di ragazzi giovanissimi in dialisi sono riusciti non solo ad avere il trapianto, ma poi in una realtà sportiva di socializzazione sono diventati proprio dei campioni mondiali sportivi e uno di questi è proprio il nostro trevigiano Marco Mestriner, che è il coordinatore di ANED Sport e che addirittura ha portato la sua squadra di pallavolo a livello mondiale. Sono diventati campioni
mondiali di pallavolo lo scorso anno proprio durante le loro attività. E con lui c'è Barbara Perpenti, una nostra testimonial, lo stesso, che è stata trapiantata ed è diventata campionessa mondiale, oltre poi, dopo il trapianto, ad aver avuto una vita serena, come si augura a tutti i giovani, ed è da poco anche diventata mamma. Grazie Gasparini per aver spiegato l'importanza di conoscere, perché qui si tratta di conoscere queste realtà, ognuno cosa può fare, perché bisogna fare squadra, bisogna mettere la famosa goccia nell'oceano, però bisogna essere in tanti, bisogna aiutarci. Allora Samson, dopo aver sentito queste importanti testimonianze, non solo per questa giornata ma per tutte le giornate che riguardano lo sport, come si sente di commentare? Prego. Ma condivido in pieno quello che è stato appena detto. Marco Mestriner è una bravissima persona, veramente. L'abbiamo avuto ospite diverse volte. E sono sempre in contatto quando viene in qualche diremo incontro nelle scuole in cui ci sono anch'io, dunque lo posso sentire in maniera diretta, veramente. Parla in un modo talmente diremo accorato e di una persona che ha provato queste cose che veramente ti appassiona, ti appassiona. A me ha sempre fatto impressione dicendo che per lui lo sport è un farmaco, nel senso che dopo il trapianto, come è stato appena detto, la sua vita era legata a una poltrona, dice sempre, no? Invece lo sport lo ha rivitalizzato veramente. Lui era un uomo di sport, ha fatto un sacco di discipline sportive. E a tal proposito il 21, ma ne parleremo dopo, settembre, in occasione del Festival dello Sport a Treviso, nel pomeriggio, approfittando della presenza della nazionale di basket trapiantati e dializzati che sta facendo uno stage alla Ghirada, verranno anche al Festival dello Sport, lo presenteremo anche a tutto il pubblico che ci sarà quel giorno. E magari così pensavo, devo ancora pensare in maniera proprio specifica. Se io dico, se a ogni atleta io chiedo cosa ne pensa, è un mondo che ti affascina e dovrei chiederlo a tutti, perché ognuno ha la storia proprio sua, particolare, che ti prende proprio. E dunque quello lì, questa attività è anche di Aido, tra parentesi, Aido ha stretto un accordo di collaborazione con CONI a livello nazionale che si sta riversando anche a livello provinciale. E dunque sono delle cose sì, che fanno pensare, ma allo stesso tempo eccezionali, diremmo. Ecco. Per quanto riguarda invece il discorso legato a Giancarlo, dunque io non vorrei così smorzare o quantomeno banalizzare la problematica, però dico che dietro ci sono mille e mille sfaccettature. Prima di tutto lui è una società di Treviso e indubbiamente la città di Treviso, se diremo per alcuni versi diremo segue lo sport in maniera molto precisa e molto importante, diciamo che è carente di impiantistica sportiva il Comune di Treviso, e indubbiamente è un problema che va affrontato in maniera molto, molto seria. Per quanto riguarda la specificità del baseball, diremo è anche legato al cricket che hai accennato. Diremo che ci sono 3 centri nella provincia, diremo che Conegliano, Ponzano e Castelfranco. Ponte di Piave. E Ponte di Piave, ecco.
E pertanto non è che ci siano come i campi di calcio, diremo, che sono sogni comuni. Ecco, tra parentesi, un campo da baseball ha bisogno del diamante, ha bisogno di tutta una serie di... Ecco, da un punto di vista Cos'è il diamante? Perché a casa vogliono anche capire. È il terreno di gioco, che praticamente è un terreno di gioco che potrebbe essere un campo e quasi 2 campi da calcio sono. Avete capito? Come dimensioni. Ovviamente poi ci sono le varie categorie che si gioca anche più stretti, però un campo da baseball sono 15.000 metri quadri quasi. Prego Sanso. E da un punto di vista, voi non so se sapete, ma comunque è così, diciamo anche questo elemento storico, diremo, il baseball è nato negli Stati Uniti ed è, diremo, una evoluzione del cricket. È una storia molto interessante, molto bella, ecco, diremo che il cricket, il baseball sta facendo successo e tutto, il cricket è il secondo sport più praticato al mondo e indubbiamente al di là della conformazione del campo, ecco, diremo che si potrebbe integrarsi molto di più con il calcio. In che senso? Nel senso che magari 2 campi di calcio paralleli si può giocare il cricket e il cricket si gioca d'estate, giusto? Il calcio si gioca d'inverno, dunque c'è questa integrazione. Vi parlo anche con cognizione di causa perché ho studiato questo aspetto quando ero assessore allo sport a Ponzano. Tenendo presente una cosa, scusa Mario, che il baseball inizia a giocare l'attività agonistica la fa da aprile, quando i campionati di calcio sono quasi terminati. Anche noi giochiamo d'estate. Certo. Quindi trovare degli spazi, ok, si potrebbero trovare, basta volerlo. Ecco, secondo me bisognerebbe andare appunto a un'integrazione con quelli che sono i campi da calcio. E questo speriamo che lo faccia Mario Sanso, perché lo dice la Mirella, è uno dei più grandi mediatori che abbiamo qui nel territorio. Come sa mediare lui, non sa mediare nessuno. C'è anche uno spot che dice in altre parole questo, ma è vero, perché noi abbiamo bisogno di mediare, perché con l'aggressività non si va da nessuna parte. Le proteste devono essere costruttive, però siccome noi abbiamo questo problema di ragazzi, abbiamo problemi di regole di dare a certi ragazzi, io penso che chi ha voglia di fare qualcosa con loro, insegnare quella che è la disciplina sportiva con delle regole, deve essere supportato. Che faccia calcio, che faccia baseball, che faccia tennis, che faccia scherma, deve essere supportato, perché già pochi hanno voglia di fare. Quelli che hanno voglia di fare, supportiamoli. Cosa ne pensa Gasparini delle mie parole? Così vale anche per la donazione. Dobbiamo conoscere, arrivare a questi ragazzi, a queste persone, ma si arriva nelle scuole, ma non solo nelle scuole, dobbiamo portare questi ragazzi anche nei vostri centri a conoscere, a capire, a vedere. Siccome vogliono emozioni forti, i ragazzi di oggi noi le vediamo, non ci mancano di sicuro le emozioni forti. Prego Gasparini. Sì, certamente i ragazzi sono il futuro e come tali devono essere visti come un bene prezioso per tutta la nostra collettività. Noi di AIDO abbiamo proprio la necessità di creare nuovi volontari e nuovi volontari giovani e stiamo cercando in tutti i modi di arrivare a questi ragazzi perché è importante, importantissimo soprattutto per la nostra società futura. In Veneto la generosità è di casa, siamo un popolo molto molto generoso ed è dimostrato anche proprio dalle persone che possono sempre dire sì alla donazione. Una cosa che a me ha fatto un enorme piacere, soprattutto come volontaria AIDO, è stato il risultato di AIDO Veneto che nel 2023 ha fatto come attività nelle scuole. Nel 2023 i nostri monitori, cioè i ragazzi che vanno a parlare nelle scuole,
hanno contattato ben 16.810 ragazzi di tutte le scuole, di tutte le età. Questo perché? Per prepararli ad una cultura della generosità, di altruismo e della donazione intesa come possibilità di dare a qualsiasi persona quello di cui ha bisogno, e parliamo di donazione non solo ai DINE, cioè quello che facciamo noi, che proponiamo la donazione di organi, tessuti e cellule, ma bensì anche la possibilità di iscriversi all'Avis e all'ADMO, che sono le nostre associazioni, tra parentesi diciamo consorelle, che però possono veramente aiutare tutte le persone che hanno bisogno. C'è una cultura alla solidarietà che deve essere impostata verso questi ragazzi che purtroppo vivono in un mondo difficile e non sempre attento ai bisogni della collettività. Grazie, veramente grazie per queste parole Gasparini, noi ce la mettiamo tutti per fare questo. Il problema è che certe associazioni dovrebbero fare anche più squadra, perché se continuiamo con i campanili, specialmente nel nostro territorio, non andiamo da nessuna parte. Questo va detto, passiamo in tanti, ma neppure ci conosciamo purtroppo. Quello che vorrei chiedere a Sanso, cosa hanno insegnato queste Olimpiadi, queste Paralimpiadi, cosa ha insegnato questo giovane ragazzo Sinner che ha rivitalizzato e dato veramente respiro a un tennis che sembrava che non ci fosse più, ecco, che ci fossero altre realtà, ma soprattutto che adesso viene messo in discussione, ecco, non so come andrà a finire questo ricorso che è stato fatto per questa pomata che è stata data a Sinner a sua insaputa e che può veramente fare un punto di domanda su quello che sarà anche il futuro di questo campione. Ieri Brando Prandi diceva sì, questo grande campione, ma dobbiamo guardare anche le realtà minori, dobbiamo supportare anche le realtà minori. Cosa dice Sanso? Sempre il nome che fa l'esempio, ma quanti esempi abbiamo invece nelle piccole società che non si vedono? Prego Sanso. Beh, se diremo, ci focalizziamo sul tennis, diremo, ecco, tra parentesi, le mie ultime notizie mi dicono che non ha fatto ricorso l'Agenzia internazionale, diremo, contro l'antidoping, pertanto secondo me hanno creduto a questa realtà. È vero che in molte altre occasioni, è capitato anche nel ciclismo, delle volte ci sono questi disguidi, diremo, nel senso l'ha utilizzata la pomata perché voleva utilizzarla con la funzione D, oppure è stato veramente un incidente di percorso. Questo indubbiamente ha creato questa idea così, però adesso se l'Agenzia internazionale ha deciso di non procedere, non lo so se ci siano altre possibilità, ma comunque questa, diremo, è un riconoscimento di quello che era la serietà del ragazzo che fortunatamente, diremo, dico fortunatamente, fa parte è italiano, diremo, è un ragazzo molto serio che sa, diremo, sa parlare di tutto, non solo di sport, ma anche della vita quotidiana e tutto. Un bravo ragazzo veramente. Questo ha portato, ecco, il tennis è uno di quegli discipline sportive che era andato un po' in decadimento, diremo, prima degli anni del 2020, prima, parliamoci chiaro, prima del Covid. Cosa è successo? Che con l'avvento del Covid, con tutte le restrizioni che abbiamo avuto, tutti gli sport all'aria aperta ne hanno guadagnato. E in corrispondenza di questo ne hanno guadagnato come tesserati, è chiaro. Per la provincia di Treviso, per esempio, siamo arrivati a 7.500 tesserati, ma in un batter d'occhio, e è vero che si sono fusi, diremo, si chiamano non più FIT, ma si chiama anche FITB, nel senso col FITB, nel senso che hanno incluso anche il padel, che adesso sta andando
sta andando alla grande, anche se bisogna capire perché il padel... Non so alla grande come l'ha detto Sanso, cosa voglia dire, quanto grande è, perché l'ha detto in una maniera. Tutti fanno... Già conoscere Sanso per capire quando parla. È vero, volevo dire che tutti fanno padel adesso, allora dobbiamo discernere, perché il padel non è un gioco, è uno sport, bisogna capire bene, ecco, esattamente. Comunque sta avendo un enorme successo e in fin dei conti si fa attività sportiva, dunque ben venga, ecco. E diremo che il tennis, grazie, come abbiamo detto prima, alla riapertura degli sport appunto dopo il Covid, grazie all'avvento anche di padel, ma grazie soprattutto anche a questo fiore di ragazzi, di atleti che esaltano il tennis, tra parentesi è uno degli sport, quel paio di sport che ho fatto io, non ho fatto anche il tennis, e dunque sta avendo un enorme successo, ma anche un'immagine molto ma molto trasparente, molto bella. Allora, rivediamo la locandina di domenica 15 settembre, perché sentiremo cosa porterà il CONI all'ippodromo Sant'Artemio, questa giornata molto importante. Ci sarà poi anche appunto questo festival dello sport, ma sarà in un'altra data, il 21 di settembre. Intanto partiamo con domenica 15 settembre. Cosa ci sarà all'ippodromo Sant'Artemio con Sport Senza Barriere? Allora, diciamo che ci sono 12 discipline sportive 12. In corrispondenza di 12 associazioni sportive che vengono veramente lì quel giorno, in un'atmosfera molto ma molto particolare e bella, se vogliamo, e inedita, perché anch'io mi sono avvicinato al mondo delle corse, nel senso all'ippodromi, veramente è qualcosa di eccezionale, c'è del verde spaventoso diremmo all'interno di un ippodromo. Ieri l'abbiamo vista dall'alto col dolore, sembra Versailles, diceva Prandi, una cosa bellissima. Abbiamo Angelo da Vigonza, se no cade la linea, vai Angelo. Sì, sono qua. Prego. Buongiorno. E a me non mi mai dalla retta del 3-4 volte che diciamo, se va a diventare se, fa i problemi lì. Mi lavoravo a Buenos Aires per 6 anni, tiravo un assegno di 100 euro ogni 3 mesi. Adesso sono 3 anni che non mi manda più niente, puoi fare qualcosa? Caro Angelo, dovrebbe essere qualcuno che ti risponde a questo, dovrebbero essere i servizi sociali di Vigonza. Comunque mi informerò, se sei conosciuto, poi ti metterò in contatto con chi dovrebbe darti delle risposte. Pensate come sono presi, ecco, non sanno dove chiamare, chiamano Sveglia Veneti per qualsiasi problema, perché almeno qui hanno un numero sicuro che risponde. Poi ti farò sapere, Angelo. Allora continuiamo. Sì, Sanso. allora diciamo che al di là di queste discipline, che in particolare, e rimanendo anche nel tema dell'inclusività e anche dello stesso nome che abbiamo dato a questa manifestazione, ecco, avremo anche il calcio a 5 unificato di Special Olympics. Special Olympics, diremo, è una struttura internazionale che è nata ancora nel 1968 ad opera della sorella Eunice Kennedy, la sorella di John Kennedy, ma che si è propagandata nel mondo a livello veramente importantissimo. Ci sono 200 paesi E Special Olympics cosa segue? Segue i disabili intellettivi. E questo è un qualcosa, così, un mondo veramente da vedere. Loro, come ripeto, ci sono 5.700.000 tesserati nel mondo, fanno i loro campionati e via discorrendo. Special Olympics aderisce, è un'associazione benemerita, aderisce sia a CONI e sia a CIP, e in particolare su alcune attività, tra cui il calcio a 5, fanno giocare le persone con disabilità intellettiva con delle persone normali, e praticamente li chiamano unificato, perciò calcio a 5 unificato. Non lo so se ci sia il baseball, ma ci sono altre attività, e noi avremo a Treviso il giorno 15, domenica, avremo la squadra di calcio a 5 unificato che rappresenterà l'Italia al torneo
internazionali di Ghent del 4 e 6 ottobre. Abbiamo la fortuna che è un calcio azione è seguito dall'Olimpia, la Polisportiva Olimpia Paese, che è qui vicino di noi, Postioma anzi, scusate. Giancarlo, come vuoi salutarci? Velocissimo, perché sono proprio in chiusura. Come voglio salutarvi? Che appello vuoi fare? L'appello, speriamo di trovare qualcosa che ci permetta di andare avanti con l'attività. Noi ci vediamo il 15 sicuramente, senza nessun problema. Ribadisco che ci sarà la Vittoria Zumerle, che è una ragazza di 17 anni, è quella medagliata. Ci sarà Roberto Cabaristi, olimpionico, anche lui di baseball. Avremo anche un rappresentante, un giocatore di Treviso, praticamente uno che per anni ha militato in Serie A. Sperando che sia una bella festa, noi includiamo tutti. Ringrazio te, ringrazio Mario. Io dico sempre una cosa: non mollo, ragazzi, anche se ho la mia età, ci credo sempre mollare. E non mollo mai. Allora, tutti il 15 di settembre a Sport Senza Barriere, in occasione anche del Gran Premio Città di Treviso, memoria Franco Fraccari, vi aspettiamo tutti, una giornata bellissima, sport, trotto, di tutto e di più, ma soprattutto inclusività. Grazie anche a Franca Gasparini, segretario AIDO Regione Veneto, di essere stata con noi. Tutti ci incontreremo domenica. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Conchiglie alla norcina. La salsiccia di Norcia, minuta nella grana, delicata nel sapore, si ispira perfettamente alla delicatezza della natura umbra. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di pasta, gomiti, conchiglie o altra pasta simile, 3 salsicce, 100 grammi di panna, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 4 cucchiaini di pecorino grattugiato, sale, pepe. Spellate le salsicce. Mettetele in una padella. Sbriciolatele. Rosolatele piano piano nell'olio. In una pentola portate ad ebollizione l'acqua, lessate la pasta e scolatela molto al dente. Versate la pasta nella padella. Rigiratela nel condimento su fiamma moderata. Aggiungete la panna. Cospargete con formaggio grattugiato un po' d'acqua se necessario. E un pizzico di pepe. Servite con una spolverata di finocchietto grattugiato. E buon appetito!